Senta, lei ha parlato stamattina dell'omicidio di un tale Leotto Liotta, che non è quello della Guardia Giurata per intenderci. Io le chiedo soltanto di sapere in che anno questo omicidio sarebbe avvenuto. Non mi ricordo. Liotta, non mi ricordo. Diciamo sì, allora non le chiedo uno sforzo di memoria in maniera diversa, voglio dire, non le chiedo l'anno preciso, se lei orientativamente riesce. Credo dopo il 90. Dopo il 90, dal 90 in poi, quindi potrebbe essere anche nel 93? No, 91, 92. 91? 90, 91. 90 o 91? Qual è quest'ultima la risposta? Sì, non mi ricordo, non posso andare più vicino. Non può andare più vicino. Lei ha parlato di una rapina commessa ad Alessandria. Sì. Senta, che indumenti vennero usati per quella rapina? Delle tute. Delle tute dove erano state acquistate? Qui a Catania? In via Garibaldi, sì. Da lei? Sì. Senta, lei ha parlato anche di un incidente che sarebbe occorso nel momento in cui si fece un primo, chiamiamolo impropriamente, tentativo. Sì, un primo tentativo ha dato un fuoco. Sì. Lei ricorda qualcosa di particolare per quell'incidente? No, io mi ricordo che è salito... No, scusi, voglio dire, per evitare di divagare, io la domanda conto di farla in maniera quanto più precisa possibile. Lei ha detto che ci fu un incidente e rimasero 2 degli occupanti dell'autovettura dove lei era, a bordo della quale lei era, feriti. 3 eravamo. Io, Di Bella e Robertino. Lei rimase ferito, lei? Io sì, però io ero sorvegliato speciale, sono sceso dalla macchina e me ne sono andato. Non è andato in ospedale. Dico, questo incidente... No, sono andato in un ospedale, però me ne sono andato in un'altra città. Ah, è andato in un ospedale di un'altra città? Sì. Ah, ho capito. Cioè, sanguinante, ho avuto la fortuna che si è fermata una persona dall'altro lato e mi ha detto soltanto, questo senza conoscere, mi ha detto se ha capito che io mi dovevo allontanare dal luogo che era successo quel disastro, ci sono state un sacco di macchine investite, fuoco, cose, mi ha detto soltanto che c'è qualche pistola addosso, se c'è qualche pistola buttala. Ci si guarda no. Dice, allora ti porto all'ospedale. Bene, se andava lei in quell'ospedale lei andava? No, mi ha portato a Torino e poi all'ospedale ci sono andato con Del Re, a Torino. Non ho capito, c'è andato? Con Del Re Giuseppe. Ho capito, ed è stato registrato in ospedale? No, credo di no. E come è avvenuto questo? Non lo so, io però mi ricordo che me ne sono andato. Non venne registrato, lei ricorda? No, perché io ero sorvegliato speciale. Ho capito. E non accadde niente di particolare in quell'incidente? Cioè fu un incidente isolato, vide coinvolti altri mezzi? Che cosa No, sono stati coinvolti altri mezzi. Quanti? Un sacco di mezzi. Cioè a dire? Un sacco, c'è stato fuoco, morti di dietro, un sacco di... Io l'ho letto poi nel televideo arrivando a Catania. Cioè perché dal luogo mi sono allontanato. Quindi fu un incidente nel quale vennero coinvolti molti veicoli, molte autovetture? Sì, c'era nebbia e pioveva forte. Senta, quella rapina che lei ricordi, quanto tempo durò l'esecuzione della rapina? No, quando ho investito non abbiamo fatto rapina. No, è chiaro. Siamo passati al momento dell'esecuzione, signor Avola. Esecuzione, la tentata no. No, dell'esecuzione. Direttamente all'esecuzione. Certo. Quanto tempo durò, a sua memoria? Un'oretta. Anche di più. Lo dica lei, un'oretta o di più? Circa 2 ore. 3 ore è possibile? 2 ore e mezzo, sì. Lei ricorda l'apertura della cassaforte a che tempo richiese? No, l'apertura a cassaforte non era a tempo la cassaforte. No, non era a tempo. L'aperta direi Dico, con voi quanto tempo impiegaste per aprirla? L'ho aperta direi con il cannello. Voi quanto tempo impiegaste per aprirla? Se lo ricordo, ovviamente. Un'oretta. 1 ora e 3/4 è possibile? Non lo so, di preciso non lo so, può essere 1 ora come può essere 1 ora e mezza. Dico, questo lo dico, non volevo procedere a una contestazione, ma lei aveva riferito così in data 27 aprile 95, cioè che la rapina era durata 3 ore, che l'apertura della cassaforte aveva richiesto 1 ora e 3/4, il verbale 25 aprile 95. C'è stato un sacco di tempo per aprire la cassaforte perché non ci riusciva. Quindi è compatibile 1 ora e 3/4. Ma questa la fase della cassaforte non è la rapina, la cassaforte si è aperta soltanto per prendere un mazzo di chiave del cavure e basta. Sì, no, signor Avola, C'è la fase iniziale. La fase iniziale, quindi richiese questo tempo, sì. Lei
ha detto che di un tale Romeo, che non è quello che era stato vice rappresentante, mi pare di aver capito, di Messina, lo avrebbe visto nell'83 o 84, Sì, con Older Colan. in occasione del processo a due ragazzi. No, ci sono andato a casa, in occasione di niente. Di? Niente, ci sono andato a casa con Alder Colano e Enzo Santapaolo. L'omicidio del fatto dei nipoti Perfetto. di Santapaolo è successo dopo. Benissimo. Aldo Ercolano e chi altri ha detto? Nino? C'era Enzo Santapaolo. E Enzo Santapaolo. Sono parenti con Romeo Francesco? Ma lo chiamavano zio. E lei sa la parentela del Romeo Francesco col Santapaolo da che cosa deriva? Dici che era cognato. Cioè aveva sposato una sorella di qualcuno? Non lo so. Non lo so, ma lo chiamavano certamente zio. Senta, quei soldi che lei disse nel 93 sarebbero stati portati a Messina, No, non l'ho detto. Ah, nel 93 sì. ricordo male? No, pensavo avevi detto 83. No, 93. Li prelevò lei Santo Battaglia. e li consegnò a lei? Era nel cruscotto della macchina. Che significa? Perché Lei andò a Messina per questo scopo, cioè sapeva di questo fatto? Santo mi ha detto mentre che andiamo a Messina ci dobbiamo portare 20 milioni a Romeo. E basta? E basta. E se li ha tolte di dosso e l'ha messi nel cruscotto della macchina. Non sa altro di questa somma? No. Lei di Fazio, quando lo conobbe, nel 90 mi pare di ricordare No, ieri. prima. Prego? Un po' prima del 90. Nell'89? No, credo nell'88. 88. E questo di Fazio lei ha detto sarebbe stato fatto uomo d'onore nel 92, così? Sì. Quindi diciamo che la dichiarazione che lei aveva fatto prima del 90 viene superata dalle puntualizzazioni di stamattina? No, perché ieri Di Grazia mi suscitava l'idea dicendo ti sbagli perché nel 90 e nel 91 io ero in carcere. Effettivamente anche Di Grazia è stato fatto nel 92. No, a me questo non importa. No, dicevo, io sentivo dalle quindi gabbie che mi diceva che lui era in carcere, allora io ho riflettuto, effettivamente non è stato fatto nel 90, 91 ma nel 92. Quindi nel 92, quindi l'indicazione 90 era così? Sono stati fatti 5 ragazzi nel 92. Va bene. Presidente, chiedo scusa, io per ora avrei finito, mi consentirà eventualmente un recupero di una o due domande a più? Grazie. Allora, l'intervento successivo. Presidente, posso io allora? So come? Proceda, l'avvocato Napoli. Sì, l'avvocato Napoli. Signor Napoli, sono l'avvocato Napoli. Buonasera, avvocato. Buonasera. Dunque, senta, per alcuni chiarimenti ho bisogno. Per diventare uomini d'onore ci vogliono dei requisiti? Ci vorrebbero Ci vorrebbero. E quali? essere di famiglia onesta, non avere poliziotti in famiglia, né sorelle prostitute, né persone che hanno fatto corna ai mariti, la vera regola di Cosa Nostra, Sì. che si dovrebbe rispettare, cosa Scusi, che non è successo nella nostra organizzazione. non ho sentito l'ultima cosa che ha detto lei. Cosa che non è successo nella nostra No, organizzazione. prima di questa aveva detto un'altra cosa. Corna ai mariti per lavoro. Ah, ecco, sì, scusi, non l'avevo sentito. E basta? Non deve essere poliziotto, carabinieri, ne aveva Queste parenti erano le magistrati. qualità richieste. Sì, Ma ci volevano particolare capacità? certo, deve essere sempre un ragazzo audace, non può essere... Cioè viene scelto dall'organizzazione, diventa uomo di Cosa Nostra perché è audace, perché è intelligente, perché ce la fa a organizzarsi, cioè diventa una pedina di Cosa Nostra. Quindi ci volevano queste due qualità, diciamo. La prima soggettiva e la seconda, diciamo. Allora non ci può diventare. Bene. Senta, io le devo fare solo poche domande. Lei ha detto di avere visto Enzo Santapaolo, il figlio di Nitto, per la prima volta nel 92 alla Renault. Lo conferma? No, No, ho capito male io allora. sì. L'aveva visto? Io lo conoscevo da molto molto più tempo, cioè come un ragazzo che stava crescendo, diciamo, lo andavo a casa di sua mamma con Aldo e lo vedevo lì, Ho capito. cioè, poi l'ho conosciuto sotto un'altra veste.
Sì. Senta, sa se questi due ragazzi hanno un titolo di studio, hanno studiato? Sì, so che studiavano, Sì? e volevano intraprendere la strada per negozi, cose, cioè ragazzi intelligenti, cioè io non posso dire niente su questi ragazzi. Ho capito. E dunque, dopo aver conseguito un titolo di studio, sa se sono stati introdotti nella vita lavorativa? Sì, stavano facendo un negozio di surgelati con Alfio Fighiera. Prima l'avevano fatto con Ragusa e hanno preso soltanto una truffa, diciamo, da Ragusa. Sì. Vendevano patatine, cose, soltanto che Ragusa sfruttava il nome di Santa Paola per i suoi scopi. Ok, questo l'aveva detto già ieri. Ieri l'ho detto, sì. Sì, sì. E poi questa attività con Alfio Fighiera era un'attività lecita? No, lecita. Lecita, sì. E sa com'è finita questa attività poi? No. Non lo sa. Va bene. Senta, lei conosce un certo Scavo o ha conosciuto un certo Scavo? È un collaboratore di giustizia. L'ho conosciuto in carcere, poco fa l'ho detto all'avvocato. Ero distratto io, mi scusi. L'ha conosciuto in carcere, ma ha avuto modo di parlare con questo signore di alcuni componenti di questo processo? No, No. Passiamo ad un'altra domanda. Senta, lei ha detto che Ercolano Giuseppe è stato consigliere fino all'84. sì, che mi ricordo io, sì. Che si ricorda lei? E dopo? Dopo niente, uomo d'onore normale come tutti gli Cioè altri. è stato posato, è stato dimesso, cos'è No, successo? non viene dimesso, sai che cambia la carica, ma uno resta sempre uomo d'onore, come gli è capitato a Carletto, come gli è capitato a senta, Tuccio. ma non è una... Non perde niente. Ho capito. Però dico, non significa essere retrocessi? No, non significa niente. No? No. Ma non Si c'è cambia. non c'è una ragione quando si verifica questa? Ma di solito ci dovrebbe essere la ragione. Sì. Senta, lei sa se Santa Paola aveva un'attività lavorativa? Scusi, Ercolano, no Santa Paola. Sì, dove all'Avimec. Allora. Ma che attività era? Camion, trasporto di camion, merce, cose. E lui si dedicava a questa attività o no? Sì, tutto il giorno lì era. Tutto il giorno lì. Cioè la seguiva personalmente, dico, L'azienda sì. l'azienda. Lui e la moglie, e la figlia e il genero. Lavoravano lì dentro. Lavorava lì dentro. Senta, lei mi pare di ricordare io che ha detto che l'Ercolano è stato per un certo periodo latitante, vero? Sì. E lei andò a trovarlo durante la sua latitanza? Sì, era insieme a Mangiano, Francesco. Sì. E mi pare che ha detto che era 86? No, nell'86 non credo che era latitante. Perché lei poco fa credo che abbia detto 86. Sì, Io però- ho segnato così, ecco perché le chiedevo. Forse che nell'86 era solo latitante Mangiano, già Ercolano si era liberato. Si era liberato. Non ne sono sicuro perché erano insieme ugualmente, anche se non era latitante. Ho capito. Ma insieme dove? All'Avimec? No, se ne andavano in un capannone vicino alla latteria Sole. Ho capito. Senta, lei ha anche detto, a proposito di Ercolano, che aveva messo quella macchina con il tritolo davanti alla caserma dei carabinieri. Quando è avvenuto questo? Ma credo nel 90. Nel 90? E qual è la ragione? Credo nel 90, no? Non lo so, a me me l'ha raccontato da Catamarcello che era successo sto fatto del tritolo lì con la macchina messa vicino ai carabinieri e dice se erano stati qualcuno di noi altri. Sì, ma dico, lei non conosce le ragioni, non conosce niente di questo fatto, quindi. Ma lì aveva problemi con i carabinieri che stavano indagando sull'Avimec, cose, e ha fatto questa cosa di testa sua. Ho capito. Sento un'altra domanda e poi abbiamo finito sul punto. Lei ha parlato, sì, del Marchese. Il Marchese sa se lavorava all'Avimec? No, No, non lo sa. non lo so. Ah, non lo sa, ecco. Lei ha mai ricevuto dei proventi di droga? Mai. Mai. Quindi lei, di questa confluenza di soldi nella bacinella della droga, lei non ne ha mai percepiti? No. Mi davano 10 milioni a fine anno, ma non erano di droga. Non erano di droga. Tranne che gli mettevano anche quelle della droga e non me l'hanno detto mai. Una cosiddetta una tantum. Senta, lei conosce Mazzaglia Salvatore? O ha conosciuto? Non mi sto ricordando. Non si ricorda. E sa se il Santa Paola Salvatore, il cugino di Benedetto, è uomo d'onore? Io non ho capito, stavo pensando, scusa. Sa se No, vuole ritornare a Mazzaglia se lo No, ricorda? stavo con l'altra domanda. L'altra domanda è questa: sa se Salvatore Santa Paola, il cugino di Benedetto, è uomo d'onore? No.
Scusi, non lo sa o no? Non lo No, no, non è uomo d'onore. Non è uomo d'onore. E conosce un certo Angelo Barbera? Lo conoscevo, per sentito dire. Non sa se ha fatto parte della commissione regionale di Cosa Nostra? No, Non lo sa. E ha conosciuto Salvatore Pillera lei? una volta all'ospedale Garibaldi. All'ospedale Garibaldi. E il padre All'ospedale Cannizzaro, scusi, faceva visita a Salvatore Ercolano. faceva? Una visita a Salvatore Ercolano? Sì. Senta, e il padre di Pillera l'ha mai conosciuto? No, No. Lei conosceva bene Pinuccio Di Leo, no? E il fratello? anche. Anche. Sa se era uomo d'onore il fratello? No, nessuno dei due. Nessuno credo. Senta, le risulta che Santa Paola si incontrava con Pasquale, il figlio di Condorelli? No, Santa Paola Benedetto, eh? no, Non le risulta? no, Non l'ha mai saputo questo? no. No. Non credo che aveva motivo di incontrarsi con la famiglia Condorelli. No, con la famiglia, col figlio proprio in particolare le chiedevo. No, no, No. Senta, e Jim Miano lo conosce? no. No. Ha conosciuto un certo Di Giacomo lei? Di Giacomo? Sì. Il nome? Salvatore mi pare? No. No. Senta, lei sa se Santa Paola per quella rapina alla posta di cui abbiamo altre volte parlato è stato condannato a 10 anni? Sì. Come? Lo so, sì. Lo sa? Sa che è stato condannato, dico? Lo so benissimo. Ah, lo sa, sì. E lei l'ha mai dichiarato ai magistrati che era estraneo? Sempre, da quando che collaboro mi fanno solo sta domanda, avvocati, magistrati, Santa Paola, Benedetto, innocente per la posta centrale. L'ho detto sempre. È stato l'unico che hanno condannato innocente, non sapeva niente, non l'ha organizzata, i soldi gli è arrivato soltanto un regalo, neanche la quota giusta, perché la quota giusta se l'ha presa Mangion. Va bene. Senta, ancora un'altra domanda. Lei sa che cosa sono i servizi segreti? No, Non lo sa. Non ne ha mai parlato? ma me l'ha fatta lei una volta questa domanda, io non ne capisco di queste cose. Mi ha parlato una volta con Carlo di cose di servizi segreti, un infiltrato lì che ci faceva omicidi per i servizi segreti, però non sono a conoscenza di altro. No, dico, lei in quell'occasione di cui mi parla, visto che risponde a me, mi ha risposto, mi ha detto di saperlo bene o male cos'erano, no? Ma sì, i servizi deviati che fanno omicidi anche per motivi per lo Stato, va? E questa risposta allora mi ha dato, infatti. Senta, lei mi sa dire se, per quello che sono le sue conoscenze, i rapporti con Benedetto Santa Paola, se il Benedetto Santa Paola era contrario a qualunque omicidio che interessasse lo Stato, di uomini di Stato? Sì, Era contrario? sì. Ma lo sa perché gliel'hanno detto gli altri o ho avuto modo di parlarne anche con lei? No, non lo so perché me l'ha detto lui e perché ne parlavo anche con gli altri, che certe le istituzioni non si dovevano toccare, anzi noi altri dovevamo diventare amici e filare queste persone senza ucciderle. Ero contrario a qualsiasi omicidio. A qualsiasi omicidio. Senta, lei sa se la perla ionica era sotto estorsione? C'è stato un periodo, sì. Quale periodo, me lo sa dire? Quando ho cominciato a prendere lo stipendio io era nell'84. Ed era sotto estorsione? 86, poi mi hanno arrestato, poi sono uscito e prendevo sempre lo stipendio. Sì, Sì. Senta, lei nel corso delle sue visite fatte a Santa Paola, lei ha parlato di più visite fatte a Santa Paola durante la latitanza, Qualcuno, sì. in vari posti, è vero? qualcuno l'ho fatta di visita. Qualcuno l'ha fatta. In una di queste sue visite ha avuto mai modo di incontrare lì dei politici o dei massoni? No, io incontravo soltanto un politico, Barbagallo, Barbagallo. Quando? a San Giovanni la Punta. No, sì, dove, vabbè, quando? Dico, in periodo se lo ricorda? Il periodo? L'anno, almeno l'anno. Credo il 92. Nei primi del 92. Sì. E poi non ha mai avuto modo di incontrare né politici né massoni là? No, No. Ma lei sa cos'è la massoneria? l'ho sentito dire. E cioè? Non lo so, non ne voglio parlare, non lo so, come vuole dire lo dice. Come dice? So che sono persone che possono essere anche in quest'aula e hanno rapporti con Cosa Nostra, sono persone pulite, possono essere medici, possono essere professori, possono essere chiunque. Ho capito. Quindi c'ha una certa conoscenza, ce l'ha.
Senta, lei quando è stato fatto uomo d'onore, Santa Paola Benedetto era presente? No, No? no. Quindi un uomo d'onore poteva essere nominato anche in assenza di Santa Paola Benedetto? No, si possono fare anche in carcere gli uomini d'onore, bastano 3 uomini d'onore per farne il quarto. Ah, ecco. Quindi non è necessaria la presenza di Santa Paola Benedetto? Bene. Senta, lei ha avuto, mi pare, un colloquio, o più che colloquio, un confronto, direi, con Grancagnolo, è vero? Sì, mi ricordo. Prego? Mi ricordo, sì. Si ricorda, sì. In quella occasione il Grancagnolo le fece qualche proposta di accusare dei parenti di Santa Paola? Non ho capito, ripeto la domanda. Allora, la domanda è questa, lei ha avuto questo confronto con Grancagnolo, è vero? Mi ha detto di sì lei? Sì, Si ricorda, mi ha detto. In quell'occasione il Grancagnolo le propose di accusare qualche parente di Santa Paola Benedetto? Avvocato, mi Prego. scusi, Prego. lei sta facendo c'è questa opposizione che il pubblico ministero vuole così motivare. Lei sta facendo riferimento ad un colloquio che è stato oggetto di trascrizione. Sì. Nel momento in cui fa una indicazione di questo tipo, allora diventa necessario che per la correttezza della domanda, in modo che tutti possano sapere a che cosa lei allude, faccia riferimento anche al passo di questa trascrizione nella quale, secondo lei, si fa una indicazione di questo tipo. Presidente, io la domanda l'ho posta nei termini in cui l'ho posta e aspetto che Ma lei non può fare una e aspetto domanda che lei decida, su Presidente. un colloquio che è stato oggetto di trascrizione Sì, da parte dottore della Bertone, ha Corte. ragione, lei Scusate. Io ho fatto la domanda, lei si è opposto, aspetto che È il Presidente... ammissibile la domanda, È ammissibile. nei termini in cui è posto, può rispondere. Allora, cioè c'è di chi... accusare qualche parente di Santa Paola? Sì, qualche donna in particolare, vai. Parliamoci. Qualche? Ah? Qualche? Donna, A me, Grancagnolo. sì. Ma come si permette di dirmi una cosa di questa qua? Non lo so, io le sto facendo una domanda, lei mi risponde così, io ne prendo atto e mi sta bene. Desideravo solo sapere se è capitato questo, questa Con circostanza. Grancagnolo è stato tutto registrato e finito, io neanche l'ho salutato quando me ne sono andato. Perché manco l'ha salutata? Ma perché a me non mi interessa Grancagnolo? Perché non le interessa? Ma non mi interessa né come uomo, né come Mappassotto, né come pentito, né come niente mi interessa a me Grancagnolo. Ho capito. Non c'è una ragione che mi può spiegare perché non le interessa, vero? Ma lei non la sa la storia avvocato, manca a parlare sempre. Né perché io sono diventato un pentito o un collaboratore, ho preso i miei principi, me la faccio con gente che a me non mi stavano simpatiche né prima, né ora, né mai. Ho capito. Cioè, ognuno tiene sempre, posso essere un collaborante, ma i miei principi li tengo lo stesso. Lei lo sa, Grancagnolo, chi è, le cose che ci sono successe, non potrebbe diventare mai una persona che cammina con me. Ma io avolo di questo ne prendo atto e questo volevo sentire da lei, in effetti. Ma no, io non lo so, questa cosa è lei che gliel'ho detta. No, E allora diventa una specie di salotto, non è possibile una cosa così. C'era con il contraesame, avvocato Nato. sì, senz'altro, Presidente. Senta, lei quando è stato, se me lo può dire e se me lo vuole dire, quando è stato posto in libertà? Io? Sì. Mi sembra l'anno scorso. L'anno scorso. Sì, l'anno scorso. Lei ha fatto, le sue prime dichiarazioni le ha fatte ai pubblici ministeri o ad altre persone? O altri inquirenti, altre autorità? No, io ho chiamato il pubblico ministero perché sapevo delle cose che lo dovevo avvisare prima che era troppo tardi. Sì, quindi le prime dichiarazioni le ha fatte al pubblico Io ho ministero. chiamato il dottore Bertone dove dicevo che volevano assassinare sia lui che il dottore Speranza. Questa è stata la mia prima dichiarazione, ho verbalizzato, no, non lo so, però la prima cosa che ho detto è stata questa qua. In effetti è verbalizzato, signor Avola. D'accordo. Presidente, io ho finito, grazie signor Avola. Avvocato Pavalia? Sì, poche domande. Avvocato Pavalia. Signor Avola, lei a domanda se conosceva Guardo Francesco ha risposto no. No. Poi il signor pubblico ministero le ha chiesto se ha mai conosciuto un certo Franco Longo. E lei ha risposto perché non ero presente, ha risposto credo sì. L'ho conosciuto in carcere. L'ha conosciuto in carcere. Sì. E mi dica una cosa, era lei detenuto con questo Franco in carcere? Sì, in carcere ero detenuto. Ma lei sa per quale reato questa persona era detenuta? Che se non mi ricordo bene, per droga era detenuto.
Era detenuto per droga? Per droga, sì. Va bene, io ho finito, Presidente. Presidente, se consente, avvocato Ragusa. Avvocato Ragusa. Sì, grazie. Signor Avola, buonasera. Buonasera. Lei può indicare i periodi e i luoghi di detenzione, se ne ha subiti naturalmente? No, non ho capito, stavo pensando, scusi. Periodi e luoghi di detenzione, se ne ha subiti? Dove e quando è stato detenuto? Io sono stato detenuto nell'82 a Piazza Lanza, nell'84 a Piazza Lanza, poi mi hanno trasferito a Trapani e poi a Enna. Nell'86 sono uscito e mi hanno arrestato nel 93 e mi hanno portato a Piazza Lanza. Quindi lei è stato arrestato nel marzo del 1993. Sì, l'ultima carcerazione l'ho fatta ad Ancona. Dico, lei ci ha detto che è stato arrestato nel marzo del 1993 per detenzione di armi. Sì. Durante questo periodo di detenzione, quindi dal marzo 93 fino al marzo 1994, periodo in cui lei ha detto iniziò la sua collaborazione, è stato raggiunto da ordinanze di custodia in carcere per qualche altro reato? Orsa Maggiore. Questo processo, diciamo. Per questo processo. Sì. Lei ha dichiarato che il motivo del suo pentimento è stato il tentativo o comunque il fatto che lei avesse capito che vi era intenzione di ucciderla. Sì. Come mai lei aspettò ben 13 mesi allora dal momento in cui venne arrestato al momento in cui iniziò la sua collaborazione? Speravo di uscire. E quindi perché? Perché sperava di uscire? Sì. E se fosse uscito cosa avrebbe fatto, signor Avola? Io ho risposto che cosa facevo la prima cosa? Ammazzavo a Marcello D'Agata. Quindi lei aveva rancore nei confronti di qualcuno? Di Marcello D'Agata, sì. Solo di Marcello D'Agata? Sì. A pagina 332 delle dichiarazioni del processo Pisano Santo più 77, lei dice che questo rancore invece era nei confronti di tutta la famiglia Santapaola. Io parlavo come organizzazione la famiglia Santapaola, essendo che lo sgarbo me lo fa Marcello D'Agata, inserendolo in un'organizzazione comunque mafiosa, per me è Santapaola tutta. Quindi lei aveva rancore Perché nei Marcello confronti... non l'ha fatto di testa sua. Dico, Io ma mi lei volevo sfogare la mia rabbia con Marcello, però lo sapevo che c'entrava Aldo, c'entrava qualcun altro, non si prendeva questa iniziativa Marcello da solo. Quindi lei aveva rancore nei confronti di tutti questi? No, il primo era lui. E gli altri? E gli altri io non avevo le prove, comunque io sapevo che mi dovevo distaccare dalla famiglia Santapaola, io non lo so che nasceva dopo, chi mi seguiva a me dei miei compagni, se mi credevano nelle mie cose, può essere anche che venivo strangolato subito appena uscito. Scusi, quindi lei a un certo punto ha visto che non poteva più uscire e ha deciso di collaborare? Sì. E in questa maniera lei ha inteso fare quella vendetta che non ha potuto fare No, prima? guardi, non è una vendetta, stia tranquillo che non mi sto vendicando di niente. Lei si considera ancora oggi un uomo d'onore, signor Avola? No. Un'ultima domanda. Lei ha parlato di una persona denominata Pippo Aulpe e ha detto che questo soggetto ha partecipato a un omicidio. Io volevo dirle questo: quando lei ha iniziato la sua collaborazione ha ripetutamente parlato di questo omicidio, ma mai prima del 17 marzo 1994, pur avendone parlato, lei ha indicato Pippo Aulpe come partecipante. Perché? Questo che me lo sono ricordato dopo. Che significa può essere ma lo sono ricordato dopo, signor Avola? Perché in certi omicidi partecipano tante persone, anche se i killer sono due, diciamo, la motocicletta è composta da 2 persone, però dietro la motocicletta ci possono essere 8-10 persone. C'è un'organizzazione per fare un omicidio, non è solo la motocicletta e il killer che parte e fa l'omicidio. Può capitare, però di solito ci sono staffette, c'è quello che protegge con la macchina. Grazie, io non ho altre domande, Presidente. Un altro intervento breve e poi facciamo una pausa. Avvocato Rapisarda, sì. Cercherò di sintetizzare. Non è breve l'intervento dell'avvocato Rapisarda, Presidente. La vogliamo fare ora una No, pausa? cercherò di contenerlo. Non gli Presidente, la concezione del breve dell'avvocato Di Giorgio è alquanto estesa, io cercherò di limitarlo nel giro di pochi minuti. Va bene. Senta, signor Avola, lei ha letto l'ordinanza di custodia cautelare di questo processo? Io non ho capito, mi scusi.
Lei ha avuto modo di leggere l'ordinanza di custodia cautelare di questo processo? All'inizio quando mi è arrivata? Sì. Sì. Senta, lei parlando di Raimondo Natale ha detto di essere a conoscenza del fatto che lo stesso avrebbe organizzato un omicidio a Montalto. Sì. Può dire qual è la fonte di tale conoscenza? Come l'ha saputo? No, non mi ricordo chi me l'ha raccontato. Lei ha anche riferito... Credo che ne ho parlato con lui, però non ne sono sicuro. Lei ha anche riferito che negli ultimi tempi Di Raimondo avrebbe iniziato a commercializzare stupefacenti con... Non so, per sentito dire, con Angelo Santapaolo. Ad Angelo Santapaolo. Come l'ha saputo? Non lo so. Ovviamente la stessa cosa vale per Angelo Santapaolo. Sì, sì, uguale. Senta, parlando di Angelo Santapaola, lei ha detto che appartiene alla famiglia del cugino, cioè di Santapaola Benedetto. Sì, un affiliato. Senta, lei sa di rapporti tra Santapaola Angelo e Santapaola Benedetto? No. No che non si vedevano, no che non li so. No, mi faccia capire. No che non si vedeva, non ci andava da, ecco, da Benedetto Santapaolo latitante. Benissimo. Senta, lei è a conoscenza diretta di fatti che riguardano lo smercio di stupefacenti, commessi ovviamente da Santapaola? No. Lei ha detto che stava vicino al gruppo di Montepo, ha detto anche che stava vicino al gruppo di Santo Battaglia. Chi? Come? Angelo Santapaola? Sì. Se lo teneva vicino anche Angelo Santo Battaglia. Scusi. Sia a lui che al fratello. Il fratello perché combinava i guai dell'eroina e a lui per tenerlo più vicino. Questo lei lo ha dichiarato. Sì. Io vorrei capire come fa lei a dire che era inserito in un gruppo, sulla base di quali elementi? Ovviamente se era inserito in un gruppo, perché lei dice era vicino al gruppo di Montepo, era vicino al gruppo di Santo Battaglia. Dico, lei ha elementi certi per dire che fosse inserito in un gruppo o nell'altro? Io so che era inserito nel gruppo di Montepo e avvicinava anche da Santo Battaglia. Dico, e lei sa per averlo appreso da terzi, come fa a saperlo? Io come fa? Se io cercavo Angelo Santapaola, cosa che non capitava, però dove se la fa Angelo Santapaola? A Montepo. Allora era inserito nel gruppo di Montepo, perché se la faceva a Picanello era inserito nel gruppo di Picanello. Cioè in base al quartiere dove uno Sì, ho capito. se la fa uno gli dà una, come si dice? Non lo Sì, ho capito, questo punto mi è sufficientemente chiaro. Lei ha riferito anche di Santapaola Salvatore. Sì. E ha detto che spacciava droga insieme al cognato. Cognata. Ecco, io le chiedo, da chi ha saputo tale circostanza? Non lo so, guardi, io chi me l'ha raccontato non mi ricordo. Senta, Però ne ho parlato con diverse persone, era Amato che spacciava la droga e c'era in società anche suo cognato. Certo, ma ovviamente si tratta di notizie apprese, insomma... Sono tutte per sentito dire, come vuole dire dice. Benissimo. Lei ha detto anche che avrebbe il Santapaola Salvatore un gruppo a San Cristoforo e che poi sarebbe stato avvicinato anche al gruppo di Montepo. Salvatore Santapaola? Sì, lo ha dichiarato lei? Era un altro di quelli che girava, diciamo, per fare omicidi e si spostava di un quartiere all'altro, perché portava bene la motocicletta, anzi la porta bene. Sì, questo lei lo ha già dichiarato. Io vorrei sapere come fa a dire che era inserito in un gruppo piuttosto che in un altro, che era affiliato alla organizzazione del suo complesso, sulla base di quali elementi? Guardi, chi fa parte dell'organizzazione è sicuro, perché io ho fatto omicidi insieme a lui, non potevo fare omicidi con una persona estranea. Allora fa parte già dell'organizzazione. Come gruppo si spostava a Montepo, se lo faceva a San Cristoforo, girava, era un altro ragazzo che girava. Certo, non aveva un gruppo suo, che poi il gruppo se lo può fare uomo d'onore, non se lo può fare uno che non è uomo d'onore il gruppo. Scusi, non ho capito. Il gruppo se lo può fare chi è inserito in Cosa Nostra, non chi non è inserito in Cosa Nostra. Difatti io posso portare come paragone Saro Grillo si doveva appoggiare a Carletto,
perché se Saro Grillo era uomo d'onore non si doveva appoggiare a nessuno, aveva il suo gruppo alla Civita, diciamo. Quindi si appoggiava a Carletto. Ma Natale di Raimondo, un santo battaglia, non ha bisogno di appoggiarsi a nessuno. Si fa il suo gruppo e si cresce dei ragazzi per vedere poi chi può fare le rapine, chi Sì, può ho fare gli capito qual è omicidi. il criterio, sì. Senta, lei sa se anche lui aveva rapporti con Santa Paola Benedetto? Natale di Raimondo? No, stavamo parlando di Santa Paola Salvatore. Sì, credo che ci andava a fargli qualche visita. Credo, però non ne sono sicuro, non l'ho incontrato mai. Ovviamente questo lei l'ha sentito dire, lo ha preso in maniera No, per indiretta, come intuizione, fa? credo che ci andava perché Cosa ha detto è una sua impressione? una mia impressione, sì, che non penso che non era il tipo che non poteva andare da Santa Paola. Perché era un Senta, ragazzo serio e tutte queste belle cose. Parlando di Santa Paola Francesco, lei prima di averlo visto in carcere lo conosceva questo ragazzo? Guardi, io parlando di Santa Paola Francesco, gli posso dire una cosa, che portavano soltanto guai alla famiglia Santa Paola e basta, poi non è nessuno Santa Paola Francesco, è un portatore di guai e basta, non è inserito, Sì, non però è, non è mafioso, non è niente. Non è niente. Va bene, mi basta questo. Senta, io dico se doveva essere commesso uno specifico reato da parte di qualcuno ovviamente affiliato all'organizzazione, per esempio una rapina. Per esempio una rapina, dico, sto facendo un esempio. Poteva essere commesso questo reato avvalendosi della collaborazione di soggetti non appartenenti alla organizzazione? Cioè lei era libero per commettere una rapina di scegliersi i suoi collaboratori, anche al di fuori del gruppo? Al di fuori della famiglia o del gruppo di Ognina? No, al di fuori della famiglia. Proprio altri custodi? Cioè se lei aveva intenzione di commettere un reato, poteva essere coadiuvato da un soggetto che non militava nell'ambito dell'organizzazione? No, io non ci andavo. Io mi cercavo i miei compagni, al limite se non erano del gruppo di Ognina, me ne andavo a Montepone, in un altro quartiere. Scusi, la domanda era ancora più astratta, io ho detto lei per fare un esempio, ma un soggetto che apparteneva al gruppo poteva essere collaborato da soggetti non appartenenti al gruppo? Ma ce n'erano ragazzi, posso portare come paragone un altro collaborante, Alfio Semberi, faceva rapine con tutte. Con tutta Catania e provincia, lui se erano Crussoto, erano Cappello, erano Cachitiani, non ci interessava, quello rubava e basta, rubava con tutti. Cioè, ma nel suo caso, nel mio caso io solo quella rapina che mi ha portato Carletto e lì al banco di Ragusa e c'erano queste persone, Poeta. Senta, mi pare di aver capito che i criteri perché lei potesse stabilire... Cioè, volevo dire, se altre persone potevano rubare fuori da affiliati, diciamo, di Sì, Santa ma Paola. questa domanda, guardi, è stata sufficientemente chiarita dalla sua risposta. Io le volevo chiedere adesso un'altra cosa. Mi pare di aver capito che i suoi criteri per stabilire se una persona apparteneva ad un sottogruppo di questa organizzazione erano grosso modo dei criteri di ordine spaziale, cioè se lei vedeva una persona in una certa area stabiliva che quella persona apparteneva a quel gruppo. No, io mi informavo, cioè se io vedevo una persona in un gruppo, era una persona nuova, io mi informavo con l'amico mio di Cosa Nostra. Sì? E chi era questo ragazzo? E lui mi diceva no, l'abbiamo avvicinato ora, ci stiamo facendo rubare solo macchine, fa qualche rapina e poi uno mano a mano si va informando che ecco perché si sanno tante cose. Cioè perché quel ragazzo cresce e se comincia a fare l'omicidio, come mi diceva per il furto della macchina, io sai l'abbiamo provato, ha fatto questo omicidio, ecco dove nasce i due uomini d'onore che si parlano, non c'è tutto sto gran segreto. Senta, lei parlando dei fratelli Cocuzza Sì. ha detto di avere conosciuto in carcere il Cocuzza Antonino. Lei ricorda in che cella era detenuto il Cocuzza Antonino? Erano tutti e due con me a 55. No, io le ho chiesto di Cocuzza Antonino, lei ha detto erano tutte e due con Tutti e due fratelli con me. A me interessa capire in che La periodo, 55 era. in che periodo, non 93. Le chiedo questo, quando arrivò il Cocuzza Antonino in cella, Sì. era già ristretto in quella stessa cella il fratello maggiore, il Cocuzza No, Nunzio? era in un'altra cella. In un'altra cella dove? Mi sembra che era 54. 54, perché lei poi ha chiesto che venisse... No, prima ancora avevano un'altra stanza all'inizio del braccio, non mi ricordo che era 47.
un'altra cella era. Poi si sono Insomma, io spostati le a chiedo 50. questo, quando arrivò in carcere, fece ingresso in carcere il Cocuzza Antonino, andò nella stessa cella dove si trovava il fratello? Sì, Benissimo, credo, vedere suo fratello dove lo metteva. certo. Poi si sono spostati tutte e due nella E mia poi si cella. sono spostati, sì, questo lei lo ha dichiarato. Senta, lei ha parlato anche di Cusimano Maurizio. Io le volevo chiedere, ma come fa lei a dire che il Cusimano era inserito? Così male che è un bello, diciamo, quello di Montepo? Quello che lei ha definito così. Sì, quello che io ho definito così. Io, come perché portandomelo con Natale di Raimondo alla rapina lì alla posta centrale di Alessandria, Natale di Raimondo non mi poteva portare il primo. Ma poi questa rapina non è stata commessa? No, però lui è salito e faceva parte del gruppo dei rapinatori che doveva agire. Il Natale non portava un ragazzo che era vicino a lui, diciamo, un ragazzo che lui doveva avere fiducia. Questa è una oltretutto- sua conclusione? No, no, questo va così, non è una mia Va così. decisione, va così Ma scusi. proprio. Non si porta un estraneo in una rapina importante. Quindi c'è un... Perlomeno ci sta venendo anche Natale di Raimondo, c'ero io, altri ragazzi, era un ragazzo che era vicino a lui. È uno dei più in gamba come rapinatore, allora il Natale di Raimondo non lo portava. Scusi, ma lei di questo fatto ne ha già parlato altre volte? Della rapina? Sì. Sì, credo di sì. E della partecipazione di Ma Cusimano? loro ci sono state solo nel tentativo, neanche messa a segno è stata la rapina quando c'erano questi di Montepo, Natale, Ma scusi, lei... Michele Marchese, questo Io Belgio. procedo allora... Era solo il progetto, diciamo, di fare questa rapina. Scusi, procedo ad una contestazione. Il giorno 27 aprile 1995 alle ore 15 in Alessandria lei avrebbe dichiarato: partimmo io di Raimondo Natale, Roberto Illuminato, Un altri po' più nomi. forte, avvocato, scusi. Prego? Un po' più forte, volevo ripetere. Dalla Lei- parola partimmo io. Partimmo io di Raimondo Natale, poi fa altri nomi che io non ho interesse a comunicare, e fra questi non inserisce il nome di Cusimano Maurizio. E questo, quando lei riferisce di questo fatto, fa proprio riferimento a questo primo tentativo. Ma non è successo niente, noi altri non abbiamo tentato niente, siamo arrivati lì, gli spiego il fatto come è andata. Questo è quando io ho avuto l'incidente. Siamo arrivati lì e le persone Sì, dovevano scusi, salire. Questo ma io- gruppo che io ho indicato, mi consenta- una decina di persone. Mi consenta, signor Avola, io proprio mi riferisco a questa occasione nella quale non sarebbe poi successo A questa nulla. occasione non è successo E in niente, questa- praticamente siamo partiti da Sì, Catania sì. e abbiamo preso un caffè a Torino. Tutto Sì, lì. scusi, il particolare che oggetto della contestazione è questo, che quando lei riferisce proprio di questo particolare, giorno 27 aprile del 1995, e menziona le persone unitamente alle quali avrebbe compiuto questo tentativo, questa prima azione, non ha fatto il nome di Cusimano Maurizio. Sì, può essere, perché siccome non c'è, secondo di me, la mia veduta non c'era reato, ho Benissimo. fatto il nome come simbolo, 4, Senta- 5, 6 nomi. Senta, un'ultima domanda, anzi qualche domanda ancora e ho finito. Senta, per la commissione di un omicidio, così in linea generale, poteva essere dato l'incarico servendosi, per l'esecuzione ovviamente di questo fatto, servendosi di una persona che non fosse assolutamente fidata? No. Lei mi ha capito, no? Sì, no, deve essere fidato. Doveva Tranne essere che si deve uccidere l'indomani. Com'è? Tranne che già c'è nel progetto che si deve uccidere la stessa sera o l'indomani, allora dice facciamoci fare questo omicidio e poi si elimina. Ora, quando lei ha parlato, mi pare ieri sera, di Cocuzza Antonino, lei ha detto, a proposito dell'omicidio dell'agente di custodia a Bodenza, che avrebbe detto proprio a lui di comunicare all'esterno del carcere, a lui, e ha spiegato anche le ragioni per le quali ha comunicato proprio a lui e non ad altri. A lui chi? A Cocuzza Antonino. Sì, perché stava uscendo dal carcere. Benissimo. Lei ha detto anche, dice, stava uscendo dal carcere perché era un ragazzino, aveva una pena che da lì a poco avrebbe espiato. Ora, io le chiedo, lei conferma questa dichiarazione, no? Sì.
Io procedo ad una contestazione con riferimento ad una dichiarazione che lei ha reso il giorno 25 marzo 1994, parlando di questo fatto. Disse che ne ebbe a parlare al carcere con diverse persone. Lei ricorda chi erano queste persone oltre al Cocuzza? Io ne ho parlato con Rennisi, con Grazioso. E poi la contestazione è questa. Ne parlai con Grillo e Nunzio Cocuzza, personaggi dei quali ho riferito nel corso di un precedente verbale. Preciso che contattai separatamente i due, il primo affinché tramite un colloquio con il figlio eccetera eccetera, il secondo, quindi lei si riferisce a Cocuzza Nunzio, Avvocato, mi scusi. è pagina 4, signor Pubblico Ministero. Il secondo, quindi Nunzio Cocuzza, che sapevo doveva essere da poco tempo scarcerato, che sapevo doveva essere dopo poco tempo scarcerato per fine pena, affinché si occupasse personalmente o tramite il fratello Antonino della eliminazione del Potenza. Sì. Il Cocuzza, sempre Nunzio, mi disse che mi avrebbe accontentato e aggiunse eccetera eccetera. Sì, perché Quindi abitavano non ci nella sono stessa dubbi. zona. No, scusi, mi consenta. Lei non soltanto individua in maniera precisa un soggetto diverso dal Cocuzza Antonino, ed esattamente il fratello Nunzio, ma addirittura dà una causale diversa della ragione per la quale doveva essere scarcerato questo qui, e dice che cioè non fa confusione nel momento in cui riferisce questo fatto, perché intende proprio parlare di Cocuzza Nunzio allorché dice che doveva essere scarcerato per fine pena, mentre lei invece ha detto che Cocuzza Antonino era il ragazzo più piccolo, il 18enne, eccetera, eccetera. Questo nel corso della serata. Io adesso vorrei che lei chiarisse questo particolare. Ne parlò con l'uno, ne parlò con l'altro, ne parlò oltre che con loro con altri? Ne ho parlato con tutte e due, perché siccome abitavano nella stessa zona, perlomeno lo conoscevano, lì avevano, come si può dire, quando erano fuori, però il favore vero e proprio io gliel'ho domandato a Salvatore Cristaldi tramite. E scusi, lei si giovava quindi di una persona che non era fidata, di una persona che aveva conosciuto in carcere, di una persona... Cocuzza Certo. era affiliato al gruppo di Sì, Squillaci, lo so, non era questo lei lo una ha persona dichiarato. estranea. Voglio dire, ma lei non aveva rapporti con questi ragazzi? No, li ho avuti in carcere, Li ha avuti soltanto? però sapevo che era un nemico. Nessun'altra domanda, grazie. Allora, sospensione, si accomodi. Sono l'avvocatessa Caltabiano, se mi autorizzava a consegnare la Sicilia al... No, io ho sospeso la consegna della Sicilia per oggi, cioè quotidiani a tiratura nazionale, perché ha ragione della serenità che voglio garantire oggi. Tutte queste notizie che ci sono sulla Sicilia possono avere effetti che io non sono in grado di prevedere. Vabbè, la ringrazio. Scusi, se consente, poco fa mi è sfuggito, io difendo anche Marzagalli e Attilio, se volevo fare qualche domanda sul Club Le Muse. Proceda. Signor Avola, lei parlando delle Muse stamattina ha detto che... Un po' di silenzio, per favore. Che si esercitava la prostituzione? Sì, c'erano ragazzi che si prostituivano lì dentro, Ma non è che era proprio prostituzione, facevano delle dranussole, come si dice. Cioè si coricavano con i clienti particolari. Ma scusi, era un club privato le Muse? Sì. E quindi Le donne erano private anche. c'erano solo soci? No, entravano questi ragazzi fuori, diciamo, dalla società, e quando qualche cliente ci piaceva, quella ragazza, quella cameriera... Scusi, ma non era un locale di meretricio il Club Le Muse? Non era? Dico, non era un locale dove si esercitava la prostituzione? No, in tranussi ho detto. Antranussi, Però sì, si prostituivano per soldi. ma Cioè diventa prostituta al momento in cui viene pagata.
Sì, d'accordo con lei, però veda, è la ragazza che in quel caso si fa pagare e quindi è prostituta. Sì. Ma per chi gestisce il club certamente non ci può essere in quel caso responsabilità tipo favoreggiamento o sfruttamento della No, non è sfruttamento della prostituzione, perché il titolare lo sa che quelle ragazze vanno a letto con quelle persone, sì. perché gli danno una percentuale. Scusi, Avvocato, allora torno indietro. Cioè, al titolare gli danno una percentuale, e a questo punto lui lo sa. Mi scusi, mi faccia. Io dico, lei ha detto si trattava di entrenes. Queste entrenes lei le ha mai viste nel club? Addirittura ci faceva la moglie di un poliziotto all'interno del L'ha detto lei questo? Risponda alla mia domanda. Lei ha visto? Le ha viste? No, non ci sono entrato io. Non c'è mai stato? No, non mi interessava. Quindi è una sua deduzione che ci fossero delle prostitute nel... No, me lo raccontava il Pino Caruso. Oh, quindi lei non è mai entrato nel club, né dentro il club ha mai visto ragazze che si prostituissero? No. Benissimo, grazie, ho finito. prossimo intervento. Presidente, io avrei 3 domande velocissime. Sì, avvocatessa Calatabbiano. Grazie. Signor Avola, lei ha mai chiamato in correità delle persone che sapeva già innocenti? Che sta parlando di ora? Della collaborazione? Certo, durante la sua collaborazione, ovvio. Che sono innocenti li ho chiamati io? No, dico, lei sa di avere chiamato persone che poi in effetti in un secondo momento ha ritenuto innocenti? No. Ha mai eluso il servizio di protezione? Ha mai? Eluso il servizio di protezione? È uscito, ha rotto gli obblighi, diciamo... Quali obblighi? No, dico, era per chiarire, non si tratta assolutamente di obblighi. Non lo so che cosa vuole dire, non lo sto capendo. Sì, mi dica più chiaro, che cosa ho fatto io durante la mia collaborazione? Durante il servizio di protezione lei è mai uscito? Non lo so, lei che cosa ne sa quali sono i miei doveri con il servizio di protezione? Io esco con i poliziotti e i carabinieri. Signor Avola, io glieli sto chiedendo, non ne so, infatti per questo glielo chiedo. Lei mi risponda sì o no? Sì. Me lo può chiarire se vuole oppure... No, sono uscito, era gli arresti domiciliari e qualche volta uscivo. Poi mi hanno autorizzato di uscire un paio d'ore la mattina e pomeriggio. Non c'è stato più bisogno di rompere gli obblighi. Ho capito. Lei ha detto che un uomo, una persona che non è uomo d'onore non si può definire un uomo di Cosa Nostra. Che cos'è allora? Un affiliato. La ringrazio. Ho finito. Avvocatessa Dionisi. Sì. Signor Avola, lei ieri pomeriggio nel corso dell'esame del pubblico ministero ha riferito di un preciso episodio, parlava dell'attentato alla Villa Baudo e ha parlato, non so se ricorda, di un ragazzo che scendeva dalla Germania che sarebbe venuto insieme a Nuccio Coscia. Ricorda questo episodio? Sì. Ecco. Volevo chiederle, questo episodio quando è avvenuto? Qualche 20 giorni prima della distruzione della villa. Un 20 giorni prima? Sì, hanno curato, sono passati una ventina di giorni prima di distruggere la villa. Un 20 giorni prima. E avvenne di giorno, di sera? Verso mezzogiorno. Verso mezzogiorno. Che durata ha avuto? È durato pochi minuti, qualche ora? Un quarto d'ora. Un quarto d'ora. Senta, era la prima volta che lei vedeva questo ragazzo che scendeva dalla Germania? La prima e l'ultima. La prima e l'ultima volta. E come fa a sapere che era un ragazzo che scendeva dalla Germania? Voglio dire, gliel'ha riferito qualcuno? Lo chiese lei? Lo capì? No, Nuccio. Me l'ha detto Nuccio. Nuccio le disse, questo è un ragazzo che scende dalla Germania, che viene dalla Germania. Ce lo siamo avvicinati ora, scende dalla Germania, lavorava in Germania. Capisce qualche cosa di esplosivo, di gas, si parlava come fare più danni possibile. No, dice lui ne capisce. Quindi le disse che era uno che ne capiva. Sì. Lei può riferire, quindi, visto che è stato... Scusa un attimo, collega.
Visto che lei quindi ha avuto la possibilità di vedere questo ragazzo per circa un quarto d'ora, ricorderà un po' qualche particolare? No, niente, non mi ricordo niente. Non si ricorda completamente la corporatura, la carnagione, completamente niente? Niente. Parlò questo ragazzo, aveva una cadenza particolare, visto che veniva dalla Germania? Non mi ricordo. Non se lo ricorda. E senta, le fu detto per quanto tempo era stato in Germania questo ragazzo e da quanto tempo era rientrato? No. Non le fu detto. Allora io a tal proposito devo muovere una contestazione. In realtà si tratta di un verbale già adoperato dal pubblico ministero per la contestazione. È il verbale del 27 aprile del 94, pagina 9. Lei riferisce che non ha indicazioni da fornire a proposito dei partecipanti. Le risulta però che tra questi vi era certamente un ragazzo che per lungo tempo era stato emigrato in Germania e che solo recentemente era tornato in Italia. Quindi, come vede, lei è sicuro nel dire che per lungo tempo era stato in Germania e che solo da poco era rientrato in Italia, mentre oggi dice che questo non lo sapeva. No, sapevo che è stato in Germania a lungo tempo. E quindi lo sapeva? Forse ho esagerato un po', però è stato in Germania. Ha esagerato un po' quando? Allora o adesso? Allora che dicevo che era stato un lungo tempo in Germania, che non so in cosa intendevo per dire un lungo tempo. In realtà risponde a verità quello che dice oggi, cioè che non lo sa. Sapeva soltanto. È stato in Germania per lavoro. Le fu riferito soltanto che era stato in Germania, va bene? Grazie. Prego. Signor Presidente, chiaramente poi produrrò il verbale usato per la contestazione nella parte utilizzata per la stessa. Grazie. Presidente, l'avvocato Cannavò, dovevo far rinunziare alle udienze successive il mio assistito Suraniti. Mettiamo verbale, sì. Sì, appunto. Presidente, l'avvocato Pavone potrebbe fare solo una domanda, quindi non mi inserisco per questo motivo. Tutto quello che... Proceda, avvocato. Se la domanda che deve fare, può fare. Signor Avola, buonasera. Buonasera. Senta, lei oggi, in seguito alle domande dei signori pubblici ministeri, ha parlato di Scuderi Antonino. Sì, Nina Vecchia. Nina Vecchia, sì, esatto. E ha detto che secondo lei era vicino ma non inserito nel gruppo di Montepo. Sì. Era un rapinatore, diciamo. Sì, d'accordo. E ha parlato anche di una rapina che avrebbe organizzato lei, in occasione della quale poi fu arrestato lo Scuderi. Sì, lui, Fontanino e Strano. Sì. Si ricorda quando è stata questa rapina? Non lo so io, quando è stata non lo so, era 92, 91, non mi ricordo. Inizio 92 o fine 91? Potrebbe essere 7 dicembre 90? Può essere anche. Diciamo quella per la quale fu arrestato... Sì, sono state arrestate 3 persone. Dopo questa rapina lei ha avuto più occasione di vederlo? Sì, l'ho incontrato al carcere di Catania. Al carcere di Catania. Se la rapina fosse riuscita, il ricavato come sarebbe stato diviso? Tra i rapinatori e la quota alla guardia giurata, che era corrotta. Sì. A un vigile urbano che aveva portato la base. E qualche cosa me la prendevo io. Poi se mi davano tutta la quota non lo so. Secondo quello che le risulta, secondo l'organizzazione, che peraltro mi pare che era sua di questa rapina, sì. Altre persone di altri gruppi avrebbero avuto quote? No. Lei ha detto di aver sentito dire che aveva spacciato anche stupefacenti. Sì. Ricorda... Addirittura che ne faceva uso. Anche? Sì, perché si lamentava suo cognato che era sempre drogato, tirò un sacco di cocaina. Suo cognato è Salvatore Pappalardo. Sì. Ricorda in che epoca ha sentito dire questo fatto? No, se ne parlava, all'epoca può essere 90, 89. Sì. Lei lo ha mai visto usare o spacciare? No. Va bene, nessun'altra domanda, grazie.
Posso? Avvocato Vipera. Lei ha parlato di un'attività di commercio all'interno del mercato ittico di Catania, Sì, il famoso controllo del pesce spada. sì. Può confermare alla Corte che gli utili di queste attività scaturivano dall'imposizione dei prezzi di acquisto del pesce? Sì. Lei conosce altre attività lavorative di Fichiera Alfio? Sì, vendono cose, baccalà. Se può parlare più forte, per favore? Vende suo padre o suo fratello, non mi ricordo chi era, vicino a Piazza Calà, del pesce stocco, roba secca, di verdure, ceci, queste cose qua. Ceci? Cose secche, legumi, Legumi. se non mi ricordo male. Sì. Lei sa se Fichiera si occupava materialmente lui di questo commercio di pesce spada? Sì, lui personalmente, prima se ne occupava suo zio. E Lei poi... ha mai incontrato o visto Fichiera Alfio in compagnia di Gambia Giovanni, detto Giallonuso? No. Le chiedo un po' d'attenzione. Può dirci da quanto tempo lei sa dell'attività del Fichiera nell'ambito del commercio del pesce? Da quanto tempo? Da quando che lo conosco, circa a partire da ora un 10 anni. 10, 87, dall'87. Dall'80? 7. Le risulta che Fichiera Alfio in precedenza fosse simpatizzante da Savasta? Suo zio. Io ho chiesto Fichiera Alfio. Fichiera Alfio a me mi ha detto sempre che era innamorato di Netto Santapaolo. E può dirci... Quindi no, ha risposto no a questa domanda, no? Ha mai visto lei con i suoi occhi Fichiera Alfio maneggiare un'arma? No, l'ho visto con mezzo giubbotto antiproiettile. No, vi ho chiesto se l'ha visto con i suoi occhi maneggiare un'arma. No. No. L'ho visto addosso, Lei aveva ha mezzo giubbotto detto, antiproiettile. scusi, lei ha detto di conoscere Ricciardello Giuseppe, detto Pasticcino. Sì. Da quanto tempo lo conosce? Che era 91, 92. Lei conosce i contrasti che vi erano tra Fichiera Alfio e il Pasticcino, il Ricciardello Giuseppe? No, neanche sapevo che si conoscevano. Come? Prima che si incontrassero non sapevo neanche che si conoscevano. Cioè pensavo che gliel'avevo E presentato dopo io. che si sono incontrati, lei sa se vi sono stati contrasti fra queste due persone? No, non credo, perché abbiamo partecipato a un omicidio insieme. Lei ha detto di avere attentato alla vita del padre di Antonino Saia, detto Baddeca. Sì. Conferma? Sì. Lei non sa se la figlia della sua mancata vittima fosse sposata con il padre di Ricciardello Giuseppe? Non ho capito, mi scusi. Sa se la figlia della sua mancata vittima fosse sposata con il padre di Ricciardello Giuseppe? La figlia di Ricciardello? Se la figlia, no, la figlia di Saia, del Di Saia? padre, fosse sposata con il Ricciardello Giuseppe, con il padre di Ricciardello Giuseppe. No, io non lo so questa cosa. Lei conosce Parisi Salvatore, detto Turinella? Che hai sentito dire? Nel 1985, sa chi ricopriva la carica di capogruppo alla pescheria? Capogruppo alla pescheria? Nel 1985. No, io la pescheria non l'ho mai nominato. Senta, lei quanti omicidi ha commesso? Non lo so. Di Più o preciso non lo so. Poi quando mi danno tutte le condanne, lo saprete, per ora sono in fase che mi stanno giudicando la cosa. Lei di quanti si è autoaccusato? Ma fatti e partecipato una cinquantina. Una cinquantina. Lei ha detto che vi fu un uomo ucciso solo perché era un protettore di prostitute, è vero? Sì. Lei conosce Malvagna Filippo? Sì. Lei sa se era drogato? Sì. Sì che lo so, che si drogava. Si drogava. Senta, signor Avola, è vero o no che lei ha ucciso persone solo perché a suo giudizio nella società non valevano nulla e se ne dovevano andare? Io ho ucciso un barbone soltanto perché portava fastidio nel quartiere, di mia iniziativa.
perché disturbava, era sempre ubriaco, girava sempre con un legno girando, io avevo bambini, c'erano persone che conoscevo e ho deciso di farlo ammazzare. Era un barbone tedesco? Un barbone tedesco, sì. E l'ha ucciso lei personalmente? No, l'ha ucciso Giovanni Gomesi e Pippo Licciardelli. Senta, E Giuseppe Licciardelli. si può far parte di Crisafulli, un'associazione? scusi. Giuseppe Crisafulli. Si può far parte di un'associazione mafiosa senza commettere alcun reato, pur avendo, diciamo, il proprio lavoro e non avendo alcun interesse in azione delinquenziale? E se diventa uomo d'onore? Si può far parte di un'associazione mafiosa senza commettere alcun reato, pur avendo il proprio lavoro e non avendo alcun interesse in azione delinquenziale? No. Perché si è pentito? Quindi io l'ho spiegato 100 volte. Mi scusi, mi sarò distratto. L'ho spiegato 100 volte perché ho capito che mi stavano assassinando e ho capito il gioco che faceva la famiglia, che era un riciclo di uomini vecchi con uomini vecchi, Senta, togliere e mettere quelli ho nuovi. capito. Credo, poi... Senta, per quei 50 omicidi di cui lei si è autoaccusato, è stato processato o sono in corso i processi? No, di qualcuno sono stato condannato e ho i processi in corso. A quanto è stato condannato? Ma credo di lei ho 6 anni e mezzo, poi ho preso altri 8 anni, e o viceversa. E degli altri 48? Piano piano. Come? Piano piano mi fanno i processi, poi mi fanno il continuato e spero di scendere sotto i 50 anni. Lei può dire quanto percepisce al mese dallo Stato per... No, non ci interessa a lei. Sempre più poco di lei. Sempre più poco? Non rispondo con... più poco di lei. No, non ho sentito. Discorsi personali. Niente, no, cose personali. Ho fatto io la mia scelta, anche se mi dai 100 lire mi bastano. Nessuna altra domanda. Allora, signore, coraggio. Avvocato Ragonese. Signor Avola, lei ha fatto riferimento ad una vicenda relativa ad un'agenzia di vigilanza, la Celere. Sì. Si ricorda a proposito di Barcella? Sì, la dovevamo comprare a Messina, ora non so se si chiamava la Celere, comunque erano guardie giurate. Sì. Sa se venne mai fatto un attentato in danno del titolare di questa agenzia? No, non lo so. O credo che glielo doveva fare Barcella e Licciardello, però era una cosa sua che si stavano interessando. Lei non ricorda di aver dichiarato cosa diversa, e cioè che in effetti venne fatto un attentato in danno di questa agenzia? Dell'agenzia Messina? No, nei riguardi del titolare di questa riguardo agenzia. del titolare sì, nell'agenzia no. Riguardo al titolare. E la ragione di questo attentato che venne fatto mi può dire qual è stata? Perché non la voleva vendere più. Perché non la voleva vendere più? Sì. Poi si sono interessati i fratelli Grazioso, fratelli, non mi ricordo chi era, Giuseppe. Quindi ci furono delle contrattazioni, questo signore non volle vendere questa agenzia. Ci voleva fare la truffa a Barcella perché ci sembrava che era perfetto, e in suo danno venne commesso un attentato. Non mi ricordo quale attentato gli hanno fatto lì a questo signore, non mi sto ricordando. Cioè non si ricorda che tipo di attentato, ma che venne fatto un attentato sì. Sì. Senta, lei parlando sempre di Barcella ha affermato tra l'altro poi dovevamo fare dei furti, delle rapine a Belpasso. Si ricorda? Sì. Di aver dichiarato questo? O furto o rapina. Come? No, dei furti o delle rapine. Lei ha detto testualmente così, se mi vuole specificare. Comunque la banca di Belpasso dovevamo fare o il furto o la rapina. Ah, ecco, quindi lei ha detto, siccome lei ha detto furti o dei furti delle rapine. Sarà che mi spiego male, comunque la banca di Belpasso è uno, gli dovevamo fare o il furto o la rapina. A seconda di cosa? A seconda di come avevamo Di come si doveva fare. Sì. E venne programmato? Sì, ci andammo di dentro, guardammo dove era piazzato il Cavour e lì scaturisce anche l'omicidio Leotta. Poi abbiamo tentato il furto.
senza diciamo, appoggio interno e non ci è riuscito perché il metronotte non ha aprito perché non era d'accordo. Senta, lei si ricorda ovviamente quando è stato arrestato? Io sì. E questo tentativo di furto alla Banca Popolare di Belpasso è avvenuto quanto tempo prima? Un paio di mesi prima. E quindi per datare bene, lei è stato arrestato mi pare il 29 marzo o febbraio? Marzo. 29 marzo. Quindi è avvenuto nel mese di gennaio-febbraio? No, io sono stato il 29 febbraio, sono stato arrestato. Ah, è stato arrestato a febbraio. Quindi è avvenuto quando? Dicembre, novembre? No, prima ancora. Ah? Prima ancora, nel 92. Sì, nel 92, dicembre 92 dicevo io. Diciamo ancora prima, settembre, ottobre. Settembre-ottobre 92. Sì, era un paio di mesi prima, siamo andati... Un paio di mesi prima rispetto a cosa, scusa? No, un paio non intendo 2, un paio di paio allora facciamo, 4-6 mesi. Rispetto alla data del suo arresto? Rispetto al mio arresto, sto parlando io. Rispetto al mio arresto. Quindi diciamo, per intenderci, nell'autunno del 92? Sì. Benissimo. Senta, lei poc'anzi, rispondendo alla domanda di un avvocato, ha detto, rivendicando a sé la veste di collaborante, diciamo così, corretto, ha detto ci sono poi quelli che escono e vanno a fare, e non ha finito la frase. Mi può specificare che cosa intendeva dire? No, che io ho letto nel giornale che ci sono stati dei collaboranti che sono arrestati, cioè solo quello ho preso dal giornale. Ah, ho capito, cioè, quindi non è a sua conoscenza che in effetti... No, guardi che io non mi incontro con nessuno, non ho rapporti con nessuno, io conosco solo poliziotti e carabinieri e basta. Ma non è che ci esco a mangiare, come servizi. Certo, ho capito. Poi leggo nei giornali, arrestato per rapina, collaboratore di giustizia, arrestato per furto, collaboratore di giustizia, io a questo punto o lo Stato non gli dà i soldi o ce l'hanno nel sangue di andare a rubare. Non lo so il motivo che li spinge per andare a rubare. Va bene. Signor Presidente, non ho altre domande io. Intervento successivo. Parola al pubblico ministero? No. Presidente, sarcasmo o ironia? Dico sarcasmo o ironia. Avvocato, io ritengo che nell'ironia ci sia un contenuto di benevolenza. Io col sorriso l'ho detto, signor Presidente. E nel sarcasmo ci sia un contenuto di malevolenza, questa secondo me la differenza. Poi può essere che mi sbagli. Bisognerebbe un po' controllare i dizionari. Va bene, Presidente, vado io. Avvocatessa Adani. Chiede posto all'avvocato Viscuso. Presidente, mi scusi, per chiarezza, a parte qualsiasi scevro da me, qualsiasi sarcasmo o ironia, ci mancherebbe, solo per capire, Presidente. L'ironia è ammessa, avvocato. Come? L'ironia è ammessa. Sì, è ammessa, se Presidente. fossimo capaci di essere veramente sì, è il ironici, sale della vita, vivremmo in maniera migliore. Il mio personale parere, forse è la sede che non è molto opportuna. Presidente, mi scusi, ma dico, domani sarà possibile fare questo esame, no? Andiamo avanti stasera sino alle 21. Fino alle 21? Certo. Presidente, e domani facciamo quello che rimane da fare e ce ne andiamo. Io preferirei, Presidente, se è possibile farlo domani questo esame, perché ho necessità di studio e di maturazione, sì, Presidente, grazie. Oppure anche per scegliere di non farlo, Presidente, ecco. Però dico, bisogna anche considerare che così come sta andando il controesame, non è che possiamo poi costringerci a stare in aula oltre un certo orario domani, che ne so, va. Posso, Presidente? Sì, proprio a questo proposito, perché non l'avrei più disturbata, almeno per oggi. Ho sentito questo discorso delle convenienze e l'opportunità, non c'è alcun dubbio che
fra un pochino si supereranno le 8, lei ritiene di dover andare avanti fino alle 21, ciò che si guadagnerebbe quindi sarebbe un'ora. Molte volte questi difensori, parlo soprattutto del sottoscritto perché, come posso dire, masochisticamente ha presenziato quasi a tutte le udienze, se n'è fatto carico, molte volte ha dovuto subire le necessità altrui, voi della Corte, voi dei testi, voi della Procura della Repubblica. Io le chiedo di avere la comprensione così, di intendere che anche per me una volta potrebbe essere importante avere quel po' di tempo per, come posso dire, consapevolmente fare il mio dovere. Domani io gradirei, perché adesso sinceramente, tranne che mi si voglia, ecco, l'ora guadagnata di fronte. Grazie. Guardi, avvocato Russo, io voglio dire questo, io non ho niente in contrario, se voi mi dite, sentite, per stasera abbiamo bisogno di una pausa di riflessione, eccetera, sospendiamo anche subito, io non ho niente in contrario, però bisogna che ci sia questa richiesta sia accompagnata anche. Posso parlare solo per me, Presidente, no, gli altri possono preferire farlo adesso. Prendo Gli altri possono preferire l'occasione per io gradirei di avere un po' di carattere tempo generale, così per tutti, dico, però questo dovrebbe essere anche accompagnato dall'impegno di finire domani in orario ragionevole. Sì, orario ragionevole può essere, che ne so, le 15 di domani. Bisogna considerare che il pubblico ministero dovrà fare altre domande, avrà le solite richieste di ricognizione, di identificazione. Io le ho rappresentato una mia esigenza, veda la Corte, andiamo avanti. Allora, comunque, sino alle 20 andiamo sicuramente avanti. Allora, prossimo intervento. C'era l'avvocatessa Viscuso, mi pare che. L'avvocatessa Viscuso e D'Anda. Che poi ci sono difensori che hanno più posizioni e sono in grado di interloquire, di intervenire stasera per talune posizioni e si vogliono riservare il resto per domani, e lo possono fare pure. Comunque, avvocatessa Viscuso. Grazie, signor Presidente. Signor Avola, lei è sicuro che Fichiera Alfio conoscesse il Dino Aiello? Sì. Non l'ho sentita? Sì. Lei ricorda che l'ufficio di via Ramondetta venne utilizzato per le riunioni nell'ultimo periodo, cioè a partire dal 91? Se via Ramondetta è dietro il tribunale, sì, è l'ufficio di Alfio Fichiera. Io con le vie no. Sì. Lei ha riferito di aver visto Fichiera nell'ufficio di tale Licciardello, detto l'avvocato. Ricorda quando lo ha visto? In quale anno? 92. Ricorda quando vennero consegnati i 200 milioni di cui lei ha parlato e che servivano per la corruzione di un magistrato? Sì, sempre nel 92. Quando? Non la sento, signor Avola, No. se può parlare più forte. Nel 92? No, nel 92 a me l'ha raccontato Alfio Fichiera. Ho capito. E quindi non lo sa, non le disse quando erano stati consegnati questi soldi? 200 milioni. Sì, ma rispetto a quando il Fichiera glielo ha riferito, non le disse quando erano stati dati? In quale anno? No, non me l'ha detto, non me lo ricordavo. Mi ha raccontato la storia su. Ho capito, va bene, lei già l'ha passaggio dei spiegato. palermitani con i catanesi, Sì, l'ha Senta, lei ricorda quando si ebbe la riunione nell'ufficio del Fichiera in cui si discusse dell'episodio dell'acciaieria Megara? Sì. In quale anni? Sempre fine 91. 92, comunque lì. Lei ha parlato del cavaliere Finocchiaro. Ricorda quando il cavaliere Finocchiaro ebbe a consegnare 500 milioni al Fichiera a titolo di tangente per il Viale Africa? No, questo me l'ha raccontato che gli ha stato una tangente di 500 E in milioni. quale anno, quando gliel'ha raccontato? A me me l'ha raccontato tutto in un periodo, sempre 92 eravamo. Poi se gliel'ha consegnato l'anno prima o nell'89, nel 90, 91 non lo so. Lei non lo sa. Questa è una storia che mi ha raccontato nel 92. Lei lo sa quando Fichiera andò insieme a lei a casa del Mazzei? Quale anno era? Sempre nel 92. Ricorda la stagione?
Sì, era autunno. Autunno? Sì. Signor Avola, lei sa se Fichera Alfio si è recato a Bari con il Coco perché era stato rubato un camion di pesce ad una ditta con la quale il Fichera Alfio lavorava ed il Fichera per la restituzione del camion andava a consegnare 25 milioni alla malavita barese? Non ne so niente di questa storia. Non ne sa niente di questa storia? No. Quindi lei non lo sa perché il Fichera andò a Bari con Coco? No. Lei per la prima volta quando ha conosciuto il Fichera Alfio? Verso l'88. Non ricorda le circostanze? No. Le risulta che il rifornimento annesso al bulling della Playa fosse un punto di incontro, un luogo di incontro? Sì. Le risulta che il Licciardello Alfio, inteso Carbonaro, fosse uomo d'onore? No. Lei le esclude che il Licciardello Alfio fosse uomo d'onore? No, non era. Io allora le devo contestare un verbale di dichiarazioni del 15 aprile del 1994 alle ore 9:45 dove lei, non ho qui appuntato la pagina e quindi non la posso indicare per Quale il controllo. procedimento, avvocato, mi scusi? E non ho mai indicato. Quale procedimento è? Dottore Bertone, non ho il procedimento, ho il verbale annotato ma glielo posso poi far vedere. Dico, in questo verbale di dichiarazioni 15 aprile del 94 alle ore 9:45 lei a proposito del Licciardello riferisce che lo stesso era uomo d'onore, o meglio girava la voce che egli fosse uomo d'onore. Mi vuole spiegare, signor Avola, il significato di questa sua frase? È diverso, perché come lui lo ha mandato a spiega? dire, già c'erano un sacco di collaboranti malpassoti e lui mandava a dire che ancora non era un collaborante, voleva sapere chi si era messo a dire in giro che lui era un uomo d'onore, che non era vero, ma io lo sapevo che non era un uomo d'onore. C'è stato qualche collaborante che ci posso dire, tipo un Graccagnolo che parla di Cosa Nostra, che non capisce niente di Cosa Nostra e parla di Cosa Nostra. Mi E scusi, così il Licciardello. cos'era? Se non lo sanno, se non ci vivono nella Cosa Nostra, non la possono conoscere, parlano solo, sentono dire, capodicina, sì, o leggono i libri, o se hanno visto qualche film del Padrino e poi si medesimano in questa... Ma effettivamente loro non lo sanno le cariche, i consiglieri, che cosa sono. Cioè, ci deve Ma mi essere scusi, di dentro. perché non lo sanno? Ma perché non sono uomini d'onore, non sanno, cioè l'uomo d'onore viene spiegato che cos'è la Cosa Nostra, se non è un uomo d'onore la posso sapere soltanto per sentito dire, allora uno può dire qualsiasi bugia, Carletto è un capodicina, Aldo è un vice, però lo deve sapere se è un uomo d'onore. Poi Aldo è il capo a Catania, il capo già, perché comanda, ma non sanno la sua carica. Ho capito. Cioè come la vedo io poi, Cioè se io non ero un uomo di Cosa Nostra non potevo sapere mai che Aldo era un vice rappresentante o Marcello un Ho capito la consigliere. questione di Licciardello. Come il Licciardello l'ha mandato a dire questa cosa al carcere di Catania? Era Io lo una so. lamentela del Licciardello Il Licciardello che voleva sapere chi si era messo in giro a dire questa voce che lui era un uomo d'onore, però non c'era motivo di dire Ma che lui era lei, un mi uomo d'onore. scusi, risultava che qualcuno l'avesse messo in giro questa parola? Io ero al carcere di Catania, non mi ricordo con chi parlavo, con Brecciforte o con Rannisi, e diceva che sto qua si sta mettendo a dire questa cosa di uomo d'onore. Ho capito, senta, ma le risultava a quel tempo che l'avesse detto il Gran Cagnolo Carmelo e il Samperi Claudio? Ma che la può dire Graccagnolo ci posso anche credere, che la dice Samperi non danno. Che Samperi sapeva chi erano gli uomini d'onore. Non ce ne mette, non ce ne leva. Ho capito. Senta, lei le risulta che Fichera Alfio e Licciardello Giuseppe, da lei soprannominato Pasticcino, si conobbero poco tempo prima dell'omicidio di Leo? No, prima abbiamo fatto un altro omicidio, quello di Arturo Cattalbiano. Ho capito. Le disse il Fichera che Licciardello Giuseppe, inteso Pasticcino, era parente di un collaboratore di giustizia? Ma guardi, questa cosa a me mi è nuova, oggi è per la prima volta lo No, sto dico il sentendo. Fichera, il Fichera, Ma lei, no. le ebbe a fare questa confidenza? Ma se lo sapeva non me l'ha detto, ha fatto male. Sì, dico, ho capito, ma gliel'ha detta e ha sbagliato. No, non me l'ha detta a me sta cosa. Ho capito. Cioè il Fichera non mi ha detto che la moglie lì del pentito, che era, sai io non lo sapevo questa storia, lo sto apprendendo ora da lei.
Cioè non ci permettevo mai di fare questi omicidi o di tenermelo vicino sapendo che questo qui era la moglie di un pentito, che ancora non l'ho capito bene questa storia. Comunque, cosa dei pentiti? Senta, Avola. Signor Presidente, un attimo che devo controllare i miei appunti. Avola, senta, lei mi può dire a partire da quale anno ha percepito dei proventi del commercio del pesce spada? Ma credo 87-88. Quando il Fichiera Alfio venne arrestato, lei dove si trovava? Non lo so. Era detenuto a Piazza Lanza? Che epoca è stato arrestato il Fichiera Alfio? È stato arrestato con l'ordinanza di custodia cautelare, cioè lei venne raggiunto e si trovava al carcere per l'operazione Orsa Maggiore? E forse hanno arrestato anche Fichiera, non lo so se ha fatto la latitanza, se l'hanno arrestato. Comunque lei si trovava detenuto Io sì. A Piazza Lanza. Lei ricorda che commentò con Termini Salvatore, che era nella stanza con lei, l'arresto del Fichiera? Con Salvatore Santapaola? No. Lei, dico, nella stanza aveva un detenuto a nome Termini Salvatore. E come? Termini Salvatore. Se lo ricorda? Salvuccio Termini, sì. Lei ricorda che ebbe a commentare con questo Salvuccio Termini, come lei lo chiama, l'arresto del Fichiera? Non avevo motivo di commentare con Salvuccio Termini l'arresto di Fichiera. Conosce Riccardo Messina? No. Anzi, l'ho incontrato una volta per un'estorsione al Luna Park di Via Vittorio Veneto. Oggi è stata un'estorsione che stavano facendo al Luna Park in Via Vittorio Veneto. Senta, lei sa se all'interno dell'organizzazione alla quale lei dice di appartenere vi fosse la regola secondo cui chi proviene da un'organizzazione diversa non può farvi parte? No, se è un affiliato uno se lo può avvicinare, ma anche può diventare uomo di Cosa Nostra, bisogna vedere che cosa ha fatto nell'altra organizzazione, se ha ucciso amici, quindi se chi proviene da un'organizzazione avversaria, lei dice? Cioè se ha fatto omicidi contro la famiglia? No, io le dico, non lo so cosa ha fatto, io le Poi dico, se qualche ragazzo che era vicino... è possibile che una persona che abbia fatto parte di un'organizzazione avversaria possa poi migrare, transitare nella vostra organizzazione? No. Va bene. Lei conosce un tale inteso Turi Gazzola? No. Lei ha avuto notizia dell'omicidio di un tale Guglielmino Sebastiano? Sì. Era il cognato di Franco Lombardo. Nessun'altra domanda, signor Presidente. Potete Sardano. Sì, grazie Presidente. Signor Avola, lei nel corso di questo esame ha detto più volte che non si è occupato di droga, giusto? Signor Avola? Sì. Pensavo se ne fosse andato. Sì, lo so. E che tutto ciò che ha riferito lo ha preso da altri. Sì. Lei ha parlato del gruppo Picanello. Quando cominciò, ha detto che trattava droga e usura. Quando questo gruppo, secondo lei, cominciò a trattare droga e usura? Ma che sappia io, Carletto, da sempre, dopo l'82. Prima ancora che l'arrestavano già trattavano droga, andava Salvatore Cristaldi a prenderla a Palermo, Basta, poi la portavano, signor Avola. Grazie, io volevo una collocazione temporale. Sì. Lei come fa a dire che il signor Campanella trattava droga? Pretendo dire, cioè, me lo dicevano gli altri che era un trafficante di droga. Glielo dicevano gli altri. E l'usura? Cioè, le risulta che il signor Campanella avesse mai trattato usura? Questa è una domanda nuova che le faccio. Aveva soldi usciti a usura, però non Le risulta personalmente? Mi può raccontare un episodio? No, per episodi non ne so. Quindi gliel'hanno riferito? L'ha sentito dire? Sì. Ha parlato dell'estorsione Repisarda, se lo ricorda? Sì. Lei ha detto che di questa estorsione se ne occupava prima, le sue esatte parole, Carletto, giusto? Sì. Come fa a dirlo? Perché io quando andavo da Rapisarda gli aumentavo lo stipendio, lui una cosa mi diceva, ma Carletto lo sa, perché? Perché l'estorsione era di Le Carletto. chiedo scusa, lei non
può presumere anche un'amicizia personale, cioè No, questo non fatto. si paga con un'amicizia personale, cioè lui aveva lo stipendio lì, dopodiché è passato all'organizzazione. Prima era personale, poi è passato all'organizzazione. Che era personale, lei come lo sa? Perché ce n'erano diversi carli personale stipendi a Catania. Signora Avola, lei in altro processo in Santa Paola +3 è stato sentito a Bologna, udienza del 17/2 credo. Lei ha detto cosa diversa rispetto a questa estorsione. Ha detto: sarà che prima che prendevo lo stipendio l'aveva aggiustato, gli aveva fatto fare qualche telefonata, poi arriva a Campanella dopo. Non mi perdoni la lettura, anche perché sono depositati, Presidente, quindi la contestazione è del tutto inutile. Quindi sarà, cioè non era certo allora? No, io ne sono certo. Certo. Cioè, perché a me l'ha presentato, ci sono andato insieme all'altro Colano e già lo stipendio Sì, era questo fatto. l'ha già detto, cioè io sto indagando, come lei ben capito, sulla posizione del signor Campanella, quindi desidererei che lei mi desse con certezza o mi riferisse cose che possono ricondurre a questa posizione. Guardi, sono parole di Repisarda che lo stipendio era di Carlo, perché io quando ci andavo... Abbiamo già sentito il signore Pisarda, signora Avola. Il signore Pisarda non è un collaboratore. Sì, lei... Che cerca di coprire la sua posizione. Non faccia valutazioni per cortesia di questo genere, perché abbiamo già sentito il signore Pisarda. Signora Avola, in che anno la colloca lei questa estorsione che avrebbe iniziato il signor Campanella? Magari dell'82. All'inizio dell'82, finale, prima di arrestarlo, già c'avevo questo stipendio. Le contesto sempre che nel medesimo verbale lei ha dato data diversa, pagina 324, lei ha detto che questa estorsione l'avrebbe sistemata a Carlo, le sue esatte parole, nell'82 un 83. No, 83 Carlo era forse in carcere, non lo potevo aggiustare. Sì, questa è una notizia che riferisce ora, allora ebbe a dire in quel modo. Comunque passiamo prima avanti. di essere arrestato l'ho aggiustato, poteva essere l'82. L'83 non penso, perché era in carcere, l'ho incontrato io, l'estorsione dal carcere non se ne giusto. Anche se c'era qualcuno che girava per conto di Carlo e glielo aggiustava ugualmente l'estorsione. Senta, ha parlato dell'incendio Paradise. Sì. Ha parlato, giusto? Sì. Si ricorda, cioè lei ha detto che Campanella in qualche modo era interessato. Vuole chiarire questa questione? Sì, Carletto era interessato come società al Paradise, però siccome andava male locale, è interessato a Di Bella e a Robertino di bruciare questo locale per l'assicurazione. Lo so di preciso perché è venuto Robertino l'indomani dell'incendio, tutto bruciato, e mi ha raccontato il fatto preciso. Signora Avola, mi ascolti, che il Campanella fosse interessato... Me l'ha raccontato Danilo, mi ha detto, dice, per conto di Carletto che lo stanno bruciando per l'assicurazione, dice, ho sbagliato a accendere prima e mi sono bruciato. Mi riferisce alle modalità di questo incendio, se li sa? Ma credo che hanno buttato benzina e nafta, non lo so, nel pavimento. Hanno buttato benzina e nafta. Però non si sono messa a distanza adeguata. Sì, ma che Campanella fosse interessato, lei che cosa vuole dire? Che io gli chiedo a Di Bella come mai hanno bruciato il Paradise. No, le sto chiedendo altra cosa, signor Avola. Le sto chiedendo, cioè, qual era la posizione del Campanella rispetto al Paradise? Era un socio. Il locale andava male e si voleva prendere un centinaio di milioni. E lei questo chi con l'ha riferito? Cioè, chi l'ha detto? Ma io non lo so se ho parlato con Carlo stesso, con Di Bella, comunque la storia è così. Quindi gliel'hanno riferito? Sì. Sì, non mi ricordo, forse addirittura me l'ha raccontato Carletto stesso. Ma non se lo ricorda con certezza? Non me lo ricordo con certezza, sì. Senta, lei sa se il signor Campanella praticasse dello sport all'aria aperta, che so, footing, tennis? Sì, il footing faceva la mattina. Senta, lei ha adempiuto agli obblighi di leva? Ah? Lei ha fatto il militare? Il doppio ne ho fatto, quasi 2 anni. Quasi 2 anni? Sì. Come mai quasi 2 anni? È una curiosità personale. Personale non è. Comunque perché scappavo. Poi cercavo di prendermi qualche convalescenza, qualche cosa, poi scappavo. Ha detto che è compiuto. Grazie. Presidente, io mi riservo domani eventualmente di integrare il controesame anche alla luce delle altre domande che potrebbero essere poste dai difensori. Grazie. Non ho altre domande, signora Avola? Grazie.
Avvocato Calì. Grazie. Buonasera signor Avola. Buonasera signor Avvocato. Sono l'avvocato Calì. Buonasera di nuovo. Senta Avola, lei ricorda se Galea sia stato fatto uomo d'onore? Sì, me l'hanno presentato come uomo d'onore. Io non potevo fare la provincia altrimenti se non era un uomo d'onore. Quindi non è che è una conoscenza certa, è soltanto perché lei è stato presentato in questo modo? Mi hanno detto a me Eugenio Galea stessa cosa nel nostro gergo di Cosa Nostra significa che è stato fatto uomo d'onore. E in quell'occasione... Padrino Nitto Santa Paola. Ascolti Avola, in quell'occasione o in altre occasioni poi lei ha saputo quando Eugenio Galea sia stato fatto uomo d'onore? No, scusi, purtroppo per me non è chiaro. Le hanno detto quando le hanno presentato che Eugenio Galea era uomo d'onore, giusto? No, mi hanno detto Maurizio, Eugenio, la stessa cosa. Perfetto. Questo e questo significa qui, che secondo un il uomo linguaggio... d'onore è stato fatto, Certo. può essere un giorno prima come un anno prima. Bisogna vedere allora... in che periodo l'ho incontrato io. E quindi lei non sa quando Eugenio Galea sia stato fatto uomo d'onore? No, cioè io il periodo non ero presente. Ora non posso calcolare nel tempo quando è stato fatto, perché può essere che io per 6 mesi non vedevo Galea, non me lo potevano presentare perché non incontravo mai Galea con un altro uomo d'onore. È molto chiaro. Comunque, da quello che ho capito io, però, lei non sa in quale anno è stato fatto uomo d'onore, giusto? Comunque tardi, verso il 90 è stato fatto. Verso il 90. Le fu riferito qualcosa per quanto riguarda la circostanza, le modalità, l'evento, l'incontro in cui Galea sarebbe stato fatto uomo d'onore? No. Senta Avola, lei ha riferito di un duplice omicidio che fu consumato in un luogo particolare, macabro potremmo dire, l'omicidio consumato nei pressi del cimitero di Barcellona Pozzo di Gotto, ed in particolare pare che i cadaveri siano stati trovati sull'altare dove si celebra la messa. Ricorda la circostanza? L'ho dichiarato io. E senta, lei ha indicato quali autori di questo omicidio, credo Eugenio Galea, ricordo bene? Sì. Ha indicato anche Santo Battaglia, ricordo bene? Sì, Tropea. E lei li ha indicati come esecutori materiali? Sì. E lei ricorda qual è stata la causale di questo duplice omicidio? Per un'estorsione fatta a Costanzo o a Rendoli a Barcellona. Per caso lei ricorda anche... No, a Costanzo, mi sembra che l'ho detta tu. Comunque l'ha detta che ci interessava la famiglia. Sì, lei ricorda anche il nome delle vittime? No, io neanche li conoscevo. Senta Galea, lei ha sentito parlare, ha letto o ha conosciuto un certo Bonaceto Maurizio? No. Lei sa se Bonaceto Maurizio, per quello che ricorda, fosse un pregiudicato che gravitava... No, io neanche lo conosco, ho detto no. Bene. Non gravitava, non lo so. Giusto. Però può darsi che, ad esempio, se io le dico che si trattava di un pregiudicato gravitante nella zona di Barcellona Pozzo di Gotto... Io rispondo che non lo conosco. Ecco, lei mi risponde che non lo conosce. Io invece le chiedo, lei sa ora se, a seguito di questa mia sollecitazione, sa che Bonaceto Maurizio ha deciso di collaborare con l'autorità giudiziaria? Avvocato, ma si è detto per lui. Può darsi che, pubblico ministero, può darsi che con le mie sollecitazioni Avola, che ha una buona memoria, potrebbe ricordare o non ricordare. No, io non lo conosco proprio, Bonaceto, cosa. Lei è a conoscenza del fatto che le indagini di polizia svolte per individuare gli autori del duplice omicidio di cui stiamo parlando hanno accertato una causale diversa da quella da lei indicata? No. Lei è a conoscenza del fatto che la causale accertata sia a seguito delle indagini di polizia, sia soprattutto dalle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia per quanto riguarda questo duplice omicidio, sia da attribuire a un contrasto tra trafficanti di sostanze stupefacenti? Non lo so.
Non sa quindi che vi è stata la rivendicazione esclusiva di questo duplice omicidio da parte di Bonaceto Maurizio? No. Come fa allora, anzi io desidero sapere come interpreta lei questi fatti di cui io ora le sto parlando, e cioè che il Bonaceto Maurizio abbia rivendicato la partecipazione a questo duplice omicidio adducendo una causale diversa da quella da lei indicata. Presidente, c'è opposizione, peraltro dico non si ammette la domanda. Lei ha parlato anche di viaggi compiuti all'estero da parte del Galea. Lei ha partecipato a questi viaggi? No. Lei sa se andava in Romania o in Bulgaria? Sono in Romania, Bulgaria, paesi dell'est. Quindi non sa esattamente allora quale paese dell'est, giusto? Ho capito bene? Sono in Romania in particolare. Ma da chi l'ha saputo? Era a casa di Carletto quando ha fatto uno dei viaggi e si parlava di andare in Romania, che dovevano partire. Senta, lei ha anche riferito di un tentato omicidio compiuto in danno di un costruttore catanese. Questo lo ha riferito sia nel corso delle dichiarazioni rese al pubblico ministero che anche nel corso dell'esame che il signor pubblico ministero ha condotto. In particolare, quando ha ripetuto qui nel corso dell'istruttore dibattimentale l'episodio, ha anche indicato sia il nome di battesimo, anzi in particolare, se ricordo bene, il diminutivo in dialetto catanese e il cognome, giusto? Lei conosce personalmente questo costruttore, signor Avola? Sì. Io giravo con lui, con la sua macchina. Sì. E che tipo di rapporti avevate? E mi doveva fare qualche lavoro di banca. Avevo il nipote che lavorava dentro una banca e stavo cercando di capire come si poteva fare il lavoro. Io ho necessità di capire una cosa. Nel corso dell'interrogatorio che lei ha reso al pubblico ministero in data 16 marzo 1994, a pagina 7, riferendo il medesimo episodio, ha dichiarato testualmente che Antonio Tomaselli partecipò al tentato omicidio di un costruttore catanese di cui non ricordo il nome. Invece ieri ha ricordato sia il nome di battesimo, il diminutivo e il cognome. La domanda che le faccio è la seguente. Dal 16 marzo 1994 al 13 maggio 1996 è accaduto qualcosa che le ha consentito di ricordare nome di battesimo e cognome? No, non è successo niente. Non ho atti, non leggo atti, non parlo con nessuno. Me lo sono ricordato solo così. Io quello che mi ricordo, io non ho neanche un atto di tutto quello che ho dichiarato, non ne ho voluti mai io, non mi interessano. Questo glielo posso giurare sulla testa dei miei figli. Io non ho mai letto un atto, non ho un atto a casa, non mi ripasso niente la notte. Tutte le domande che mi fate voi altre, sono le cose che ho dichiarato 2 anni fa. Sì, Avola, è vero, però lei 2 anni fa non ha dichiarato né il nome né il cognome. E può essere che ora uno viene il flash, siccome sembra una persona che conosce e si ricorda il nome, il cognome e anche il diminutivo. Però Scusi, è naturale, avvocato... non ce n'è inganno, avvocato, stia tranquillo, lei lo sa come la pensavo io sui pentiti. Sì, Avola, perché mi sfogavo con lei. Me lo ricordo lei deve molto avere bene. fiducia in me. Me lo ricordo molto bene, Avola. Senta, in ordine a questo episodio di cui stiamo parlando, lei era presente quando è accaduto il fatto? No, me l'hanno raccontato, non mi ricordo chi è stato, Enzo Santapaolo. Non me lo ricordo chi me l'ha raccontato. Io l'ho conosciuto dopo questo costruttore, me l'ha presentato un vigile urbano che era amico suo, che mi diceva che questo aveva qualche lavoro di banca, perché un suo nipote lavorava, mi sembra, alla Banca Popolare. Poi il fatto che aveva lui il Ferrari, io non ce l'avevo e ho legato di più l'amicizia soltanto per girare con la sua macchina e basta. Sì, e allora, scusi Avola, se ho capito bene, lei l'ha conosciuto dopo... Non ho fatto nessun reato, sì. Dopo che è accaduto il fatto? Sì, me lo raccontava questo vigile urbano che gli avevano sparato, addirittura lui era presente quando gli hanno sparato, perché ecco. è scappato anche questo vigile urbano. Sì. Ora è più chiaro. Concetto Messina si chiama. E mi dica una cosa, il vigile urbano ha individuato anche i presunti autori di questo fatto? No. Allora, scusi Avola, mi permetta, se ho capito bene, lei ha saputo del tentato omicidio subito dal costruttore a cui abbiamo dato un nome e un cognome soltanto dopo che è avvenuto il fatto? Sì, dopo io non lo conoscevo. Bene. Sì.
Tutto ciò perché le è stato riferito dal vigile urbano e però il vigile urbano non le ha indicato chi sarebbero stati gli autori materiali, giusto? No, mi racconta del fatto, dice io ho visto un movimento, ho preso tutta una volta, mentre che uscivamo dal bar, ho sentito colpi di pistola e sono scappato. Senta, ma lei Antonio Tomaselli lo ha mai conosciuto, lo ha mai frequentato? Qualche volta lo incontravo a Picanello. Lei sa il lavoro che svolge Antonio Tomaselli? No. Camminava con Pino Di Leo, camminava con Ernesto Carbonaro, Enzo Santapaola. Addirittura forse che hanno qualche fermo di polizia che scarrozzavano per la città con la sua macchina, una GT Turbo Golf, montata turbo, e giravano, si sono fatti fermare dalla polizia, hanno i fermi registrati, era Pinuccio, Di Leo, Carbonaro, Tomaselli e Enzo Santapaola dentro la macchina. C'era un quinto che non mi sto ricordando chi era. Ma per quello che è a sua Questo conoscenza... per dire che Tomaselli usciva con persone che io conoscevo. Io non ce l'ho fermi con Tomaselli. No, se non le dispiace il controesame lo vorrei condurre io. Scusi. No, prego, si figuri. Desidero sapere, per quello che è a sua conoscenza in ordine alle collocazioni, Antonio Tomaselli è collocato in qualche gruppo soltanto perché si incontrava con queste persone? No, ha fatto qualche rapina con Di Leo, faceva qualche rapina con i ragazzi di Montepo. Non era un angioletto, Senta, ma allora in quale so perché io ho fatto una rapina e quando sono andato a Picanello gli abbiamo regalato anche i soldi perché era senza soldi, che non aveva un periodo di tempo che non lavorava, che non faceva rapine. Cioè Ma in quale gruppo era? Allora, secondo lei in quale gruppo gravitava Antonio Tomaselli? Ma gravitava un po' dove si poteva rubare. Ah, quindi era così, un jolly, se ho ben capito, No, giusto? un jolly no, però se potevo sfruttare l'occasione di fare una rapina a Montepo, poi una rapina con ragazzi di Picanello. Un po' dappertutto, non aveva un gruppo Cioè stabile. lui era, diciamo, lo posso inserire con vicino a Santa Paola a Vincenzo, però non so, come anzi Santa Paola e Vincenzo non era fermo in nessun posto, erano due che giravano. Però io lo vedevo a Tomaselli sia a Montepo che sia a Picanello. Sia a Montepo che a Picanello? Sì, insomma, in posti dove c'erano sempre amici che gravitavano nell'organizzazione Santa Paola. Ma comunque non faceva parte di un gruppo stabile, se finalmente ho capito bene la sua risposta, giusto? Super giù, sì. Senta, Avola, tra le attività lavorative che lei ha svolto, cioè quella di cuoco, se mi ricordo bene, lei ha svolto anche l'attività di commercio di autovetture? No, io intestato non ce ne avevo. No, intestato a lei, che lei sì, aveva un autosalone con Gravagna. Ecco, con Gravagna, sì. E dove si trovava questo autosalone, Avola? In via Caduti del Lavoro, o via Duca degli Abruzzi, non lo so di preciso. In via Duca degli Abruzzi. Lei ricorda com'è che ha deciso di avviare questa attività commerciale? Tramite il Gravagna. Tramite il Gravagna. E i locali che erano di sua proprietà o li ha affittati? No, li ha affittati il Gravagna. Non è che si è dato da fare anche lei per affittarli? No, ascolta, faccio un attimo mente locale, vediamo se lo ricorda. No, io non mi interessavo di queste cose, non ce l'avevo sto tempo di cercare i locali, queste cose. E allora, nel locale dove si svolgeva l'attività di commercio di autovetture, ricorda prima quale altra attività ci fosse? No, io non mi ricordo. Non si ricorda? No. Ricorda se per caso c'era un locale di videogiochi? Sì. E ricorda anche chi lo gestiva? Sì, Robertino Pippo Ricciardello. Bene, e lei ha chiesto a Robertino, così come lo ha indicato lei? Sì, di interessarsi per la padrona di casa, è vero? Sì. E poi come andò a fare? Mi ha affittato la casa a Gravagna per quando gliel'ha presentata Robertino. Sì, bene. Senta, e allora proprio in questo contesto, lei ricorda se una volta passeggiando nei pressi del lungomare di Ognina stava per essere travolto da un ciclomotore, da un motorino? Sì, era Robertino che mi portava a Iella. Ma senta una cosa, questo io non lo so se Robertino... Sì, perché tutti gli incidenti che ho avuto io, con braccio fratturato, incidente a Milano, è sempre Robertino, infatti gli ho detto non stare più vicino a me che mi porti solo male e basta. O è stato il Robertino che invece l'ha tirata in tempo utile no, per non farla No, è stato Robertino investire? che si mi faceva passare la strada, non mi rovinava l'estate a me. Invece lui ha visto il motorino, andiamo avanti, andiamo indietro, mi ha preso per il braccio e il motorino mi è arrivato addosso. Glielo dico io perché di prima persona l'ho vissuto sta cosa. Lo credo bene, io non c'ero, Avola, se lei ha subito l'incidente ovviamente l'ho per vissuto. il braccio, passa, non passa, fino a che il motorino è arrivato e mi ha investito.
Senta, ma Illuminato Roberto ha mai ceduto sostanze stupefacenti a qualcuno? Non lo so io non l'ho visto mai. Ha mai consegnato soldi ad usura a qualcuno? Non lo so. Non ho altre domande, la ringrazio, Avola. Buonasera, avvocato. Buonasera, Avola. Altro intervento. Corretto. Presidente, faccio due domande. Prego. Avvocato Gozzone. Sì, due sole domande, signor Presidente. Una riguarda Alfio Campanella. Signor Maurizio. Grazie per il Maurizio. Preferisco chiamarlo col nome di battesimo. Grazie, da tanto tempo che non mi chiamavano così. Dunque, signor Maurizio, senta, lei sa se Alfio Campanella svolgesse un'attività lavorativa? Sì, so che aveva in società un colorificio a Picanello. Senta, lei ha avuto occasione di prelevare, acquistare per conto suo, in occasione, non lo so, che lei avrebbe... Sì. No, signor Terra. Per conto mio, sì, dei colori per fare la casa. Ecco, bravo. Senta, si ricorda se lei rimase debitore di questo Alfio Campanella? Sì, gli devo dare qualche 500.000. Seconda domanda. Lei ha detto poco fa, a risposta di un caro collega, che tutto quello che ha dichiarato oggi lei lo avrebbe dichiarato anche 2 anni fa, ho capito bene? Sì. Senta, la domanda è specifica. Cioè, se io volevo dire, se mi dimentico qualche cosa, qualche episodio, qualche data, perché non ho carte a casa, non leggo, non sto andando a scuola, Sì. non devo essere ripetitivo. Sì, va bene. Questo Comunque so. lei ha detto così. È un'affermazione, già circa 2 anni io queste cose le ho già raccontate ai signori pubblici ministri. Sì. Ed lei anche oggi ha raccontato, per esempio, dico raccontato perché vede, signor Maurizio, non sono contestate, quindi è semplicemente un racconto il suo. La domanda è questa, lei ha coinvolto Giovanni Comes in tanti fatti di sangue. Sì. Lei questi fatti di sangue, lei ha detto 2 anni fa, ebbe a raccontargliela ai signori pubblici ministeri. Gliel'ho raccontato io, perché facevo omicidi insieme a me. Sì, dico, già da 2 anni fa lei ha raccontato questo coinvolgimento di Giovanni Comes in questi fatti di sangue. Lei se lo ricorda? Io dal momento in cui ho cominciato la mia collaborazione ho parlato della Cosa Nostra, poi ho cominciato con gli omicidi, tutto in un giorno logicamente no. Dico, ma sono già passati dei mesi. Sì, dico, durante il decorso di questi mesi lei ha coinvolto Giovanni Comes? Certo, perché aveva fatto omicidi insieme a me. Io non lo so come agisce il pubblico ministero, se manda ordini di cattura, se informa, io non lo so, però le mie dichiarazioni sono durate 3 mesi, in 3 mesi ho dichiarato tutto, omicidi, estorsione, quello che sapevo, diciamo. Esatto, quindi ora io costruisco su quella che è una sua osservazione fatta ai pubblici ministeri. Senta, lei, con riferimento a questi fatti di sangue, confessati anche da lei, significa in concorso, cioè in unione ad altri, lei oramai il linguaggio tecnico a motivo di capirlo è bene, ha ricevuto, dico, per tutti questi fatti di sangue, ascolta e rispondi, ha ricevuto avvisi di garanzia o ordinanza di cattura, dica sì o no. Io? Dunque lei ha parlato di tanti fatti di sangue, A me mi stanno una sola processando. domanda dell'ultima, ascolti signor Maurizio. E mi stanno processando per questi delitti a me. Ascolti. Avvocato, ha risposto. No, la risposta deve essere molto più concreta. Rispetto a questi fatti, dico che lei ha denunziato in concorso, confessando in concorso con altri. Per questi fatti, quanti, dico, avvisi di garanzia o ordinanza di cattura ha ricevuto? Io non ne ho, a me io so che mi stanno processando. Devo portare, come so io, di un omicidio base e poi mi danno il continuato. Logicamente non posso prendere 50 ergastoli. No, la domanda, questo non spetta a noi, spetterà poi alla giustizia. A me mi informano che mi stanno facendo i processi per 3 omicidi, poi per altri 4, altri 3. Poi devo fare un cumulo e vediamo nel finale quando sarà. Quindi la stanno processando per 3-4 omicidi, ho capito bene? Guardi, in collaborato di giustizia non ce ne arrivano mandati di cattura. Ascolti, lei cerca di non eludere la domanda. Qua siamo leali, sa, non... Appunto.
per 3-4 omicidi lei sta subendo un procedimento penale. Sì. Io dico, le faccio ora delle contestazioni specifiche. Per esempio, lei si è confessato autore in concorso, per esempio, con Giovanni Comes del duplice omicidio Marchese, ci siamo? Sì, era fuori Giovanni Comes, secondo lei. Ascolta, lei ha ricevuto avviso di garanzia? No, io ho preso il carcere, ho preso 8 anni o 6 anni, non mi ricordo ora. Lei ha confessato, è sempre in concorso, per esempio, l'omicidio Garilli, ci siamo? Garilli. Lei che cosa ha ricevuto con riferimento a questo omicidio? Non lo so, a me mi stanno facendo i processi per questi omicidi. Ha ricevuto avvisi di garanzia, questo lo possiamo accertare, ordinanza di cattura. No, io so che mi stavano facendo il cumulo per processarmi per questi processi, c'è un omicidio base con il continuato. Ascolta, il cumulo è un discorso diverso, tecnico diverso. La domanda è specifica. Cioè non mi arriva un mandato di cattura per ogni omicidio che io ho fatto. Dico cattura, ordinanza di custodia. No, avvocato, non mi arrivano queste ordinanze a me, perché io ho parlato degli omicidi e come so io poi faranno su un omicidio o 2, non lo so com'è, il continuato. E non solo. Cioè, che non è con ogni omicidio che ho parlato io mi arriva un mandato di cattura. Ah, esatto, questo. Non me ne arriva. Volevo sapere questo, buona continuazione. Grazie. C'è tempo per un altro intervento. Forza, avvocato Antocci. Interrogato. Il tempo di meditare anche a me? Lascia il tempo di meditare anche a me? Certamente, se me lo richiede. Allora, Me lo richiedo, Presidente. Nessun altro che intende intervenire questa sera? Possiamo sospendere l'udienza? Allora, a domani mattina alle ore 10, puntuali. Signori, attraverso i canali del carcere.